Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, ben ritrovati Palasport Taliercio da Alberto Minazzi e Andrea Manzo. La serie tra l'Umana Reyer Venezia e la Vanoli Cremona, la semifinale, torna al Palasport Taliercio, ritorna l'Umana Reyer a giocare in casa dopo la vittoria in gara 5 nei quarti di finale. Adesso la coreografia del Taliercio per salutare questa gara 3, l'Umana Reyer che è riuscita nell'impresa in gara 1 di espugnare il Palaradi di Cremona, dunque ha ripreso quel fattore campo che aveva perso nel finale dell'ultima partita, la penultima della stagione regolare giocata appunto al Palaradi, con Cremona che ha chiuso seconda, l'Umana Reyer ha chiuso terza. La vittoria in gara 1 dà all'Umana Reyer la possibilità di giocarsi adesso 2 partite interne consecutive, questa gara 3 dopo 48 ore la gara 4, dunque cercando di sfruttare il pubblico del Taliercio che ha risposto presente anche in questa occasione, sold out la partita. Ieri una grande sorpresa, la vittoria di Sassari in gara 3 e dunque 3-0 per la quarta classificata contro la prima, e questo vorrà dire, guardiamo in avanti, che chi vincerà questa serie avrà il fattore campo a favore nella finale, ma c'è ancora tanto da giocare prima, Andrea. Sì, una sorpresa quella di Sassari per il valore di Milano che era data da tutti come favorita, ma per quello che sta facendo la formazione di Pozzecco non è più una sorpresa. 21 risultati utili consecutivi è davvero un momento straordinario. Per quanto riguarda l'Umana Reyer, sicuramente un po' sull'ali dell'energia espressa nella serie contro Trento, è arrivata la bella vittoria contro in casa di Cremona nella prima gara. Nella seconda una partita tutto sommato a tratti equilibrata, la Reyer è stata anche avanti nel terzo quarto, poi un po' pagato anche fisicamente nel finale. Guardando le statistiche, ha perso comunque, lo ricordiamo, di soli 4 punti alla fine. Esatto, sì, alla fine una partita comunque che si poteva vincere. Sono scese le percentuali nel tiro da 2, aveva avuto un 65,8 straordinario di squadra in gara 1, e sono salite, anche se di poco, le percentuali del tiro da 3. Quello che è il dato statistico così da rimarcare sono le percentuali di tiri liberi, 80%, anche se ne aveva tirati solo 5 in gara 1, e il 46,2% in gara 2, davvero sotto il 50% contro una Cremona che ha fatto 19 su 20, e appunto considerando una gara punto a punto, i liberi possono essere davvero una determinante. La serie di Cremona, ti interrompo un attimo Andrea, ha restituito all'Umana Reyer Stefano Tonutte, questa è una notizia positiva perché ha superato i problemi di cefalea derivanti da un infortunio alla cervicale e dunque è della partita, anche se non parte in quintetto confermato con Einstein, Bramos, Mazzola e Watt. Finisci pure il tuo concetto, poi cominciamo la partita. Sì, diciamo che ancora ovviamente non è fisicamente al meglio, manca quell'esplosività che ne fa uno degli attaccanti al ferro principali dell'Umana, ma è certamente, sia da un punto di vista umano sia dal punto di vista della squadra, un innesto importante. Un quintetto che non aveva cominciato bene in gara 2, ci è voluto l'innesto di Widmer e soprattutto di un Day stellare nei primi minuti per riportare la partita in parità. Va ad alzare la palla a 2 il primo arbitro Sain, che c'è una curiosità rispetto alla terna arbitrale, è l'unica modifica rispetto all'ultima partita giocata in casa dall'Umana Reyer, gara 5 con Trento, perché gli altri 2 arbitri, Biggi e Borgo, formavano il terzetto, mentre salta in anticipo Michelwot, dunque il primo possesso è per Cremona. Ripeto, per 2 terzi è confermata la terna arbitrale, anzi non è andato Sain ad alzare la palla a 2. Dicevo, comunque gli arbitri sono per 2 terzi quelli della partita con Trento. Chiaramente questa è una serie a diverso impatto dal punto di vista fisico, l'abbiamo visto nelle prime partite, si gioca più a basket e ci sono meno contatti al limite. C'è grande intensità, questo è indubbio, però difficilmente si vedono contatti troppo duri, c'è un grande rispetto tra le 2 squadre. E meritano applausi entrambi i coach Walter De Raffaele per l'Umana Reyer e il commissario tecnico della nazionale nonché allenatore di Cremona, Meo Sacchetti.
14 secondi per l'attacco di Cremona, ci prova Crawford che è un po' vede rosso, scusate il gioco di parole, quando vede l'Umana Reyer, perché l'MVP della stagione per ora raramente si è infiammato. Speriamo non lo Stone ha faccia. fatto una difesa incredibile su Crawford nelle prime due partite. Assolutamente, saranno queste le letture che potremo dare anche nel corso della partita. Primo tiro dell'Umana Reyer da parte di Mazzola, rimbalzo offensivo di Watt, la circolazione va Bramos, da 3 punti l'errore, solo maglie bianche a rimbalzo. Matiang anticipa Saunders che guida la transizione per la Vanoli Cremona. Blocco di Matiang, Saunders gioca 2 con il centro di passaporto australiano, il tiro di Matiang, mano morbida per Matiang e il primo vantaggio della partita è per la Vanoli Cremona con il proprio centro Mango Matiang. L'attacco di Stone per Haynes, ancora in punta Mitchell Watt, lontano dal ferro, apre, chiude il palleggio, un po' di difficoltà dell'Umana Reyer in questo avvio a costruire il gioco, mancano infatti ancora 7 secondi per l'azione di tiro. Stone, ancora un extra passaggio con Bramos che vede il varco, va su, appoggia il tabellone, l'errore, tocca a rimbalzo Watt, la palla recuperata da Orridge e Matiang e poi Travis Steiner a guidare la transizione di Cremona. Il playmaker di passaporto italiano si arresta, si prende il tiro, sbaglia, il rimbalzo è di Mitchell Watt, già schierata a difesa della Vanoli, dunque non corre Julian Stone che ha di fronte Crawford, l'uscita di Bramos, blocco di Mitchell Watt, cambio difensivo accettato dalla Vanoli, adesso Watt è marcato da Saunders, vediamo se andrà ad attaccarlo. Penetra, scarica, Mazzola, Stone, un'altra tripla per l'Umana Reyer, un altro errore, poi la spinta di Mango Matiang su Michael Bramos che riesce a prendere ottimamente il tempo e dunque primo fallo con rimessa e possesso che rimane all'Umana Reyer. Sì, fatica un po' a trovare quel gioco sotto che è stata l'arma, soprattutto in gara 1, ovviamente Sacchetti ha preso le misure e quindi è molto più difficile adesso servire Watt o Widmer sotto, però comunque è buona aggressività da parte dell'Umana. Marquez Hayes si arresta, cerca e serve Mitchell Watt che va su e segna, qualche contatto qui sotto canestro, ma arriva il primo canestro dell'Umana Reyer con Mitchell Watt che pareggia, il primo canestro della formazione neogranata che arriva dopo quasi 2 minuti di gioco. Cremona prova a accelerare con Diner, l'errore, rimbalzo lungo nelle mani di Mazzola, arriva un fischio forse dagli spalti, si ferma Mazzola, il pallone nelle mani di Bramos, poi è Stone che chiede spaziatura ai compagni, c'è il blocco di Watt che viene servito nel pick and roll, ancora Mitchell Watt, e se è questo Watt, l'Umana Reyer ha sicuramente un punto valore. Sì, si è visto nel finale di gara 2 che era un po' stanco, bersagliato e sempre circondato dagli avversari ogni volta che prende palla, ma ha dimostrato di essere un grande campione. Alza intensità difensiva anche l'Umana Reyer, Saunders il tiro con il fallo di Mazzola, questa è una gran giocata da parte di Saunders che ha avuto un andamento piuttosto alterno nella serie, nel senso non tra partita e partita, rivediamo ancora questa gran giocata con il fallo di Mazzola, quando Saunders è sempre partito bene nelle partite contro l'Umana Reyer, nelle prime 2 partite, poi invece si è spento nel corso di partita, comincia bene, speriamo che la tradizione si confermi e intanto comunque fa 1-1 dalla lunetta. Tra l'altro ha sbagliato un solo tiro libero in tutti i playoff Saunders, per cui mandarlo in lunetta non è la cosa migliore. Potevi dirlo prima, così arrivava magari l'errore, intanto la tripla del capitano, ecco un altro che si è ritrovato, Marquez Hayes. Sì, le sue triple sono fondamentali, come quelle di Bramos ovviamente, perché la Reyer ha questo fondamentale come arma importante. L'attacco di Cremona con Orridge che apre e chiude il palleggio, serve per Saunders, il blocco di Matiang, la tripla aperta per Saunders, l'errore, buon tagliafuori dell'Umana Reyer e attenzione perché il fischio arbitrale è contro il numero 22 Mazzola, dunque secondo fallo, vediamo ancora, secondo me l'abbraccio era reciproco, non so come... Sì, ma in avvio di azione era sicuramente fallo di Mazzola, poi appunto si sono trattenuti l'uno con l'altro. Fatica a tenere Matiang, è chiaro, per Mazzola. Mi sono un attimino fermato perché sarebbe stato il secondo fallo di Matiang e questo sarebbe stato molto importante. Intanto Crawford perso sulla rimessa, un altro che la mano ce l'ha, così come Haynes, l'abbiamo detto, come nella serie non abbia ancora fatto vedere fino in fondo perché è stato scelto come MVP e intanto apre la partita con una tripla.
il vantaggio di Cremona, il possesso per l'Umana Reyer con Stone che serve per Haynes, poi Bramos in angolo a Mazzola, servito Mitchell Watt, il suo tiro morbido con la mano sinistra, la lotta a rimbalzo, l'anticipo di Saunders su Haynes ed è Crawford a portare avanti l'azione per la Vanoli. Si sente caldo, si prende il tiro, lo mette, sta entrando in partita troppo Crawford che nei primi tempi delle prime due partite non ha praticamente segnato neanche un punto, ha segnato solo dalla lunetta. Intanto l'attacco dell'Umana Reyer che ha già Day sul cubo del cambio e c'è il fallo adesso di Crawford per fermare Haynes. Adesso pronto a entrare Austin Day e penso che vedremo fin da subito quale sarà il suo impatto. Sì, beh, qui buona circolazione di palla della Reyer che ha permesso poi col primo passo a Haynes di battere Crawford. Day che comunque in generale ha dimostrato di essere cresciuto molto, di sapere realizzare quando serve ma anche mettersi al servizio della squadra e difendere, cosa che non è proprio la sua caratteristica principale. L'attacco dell'Umana Reyer ed ecco Austin Day che porta a casa il fallo di Orgia, applaude coach Walter De Raffaele, primo fallo anche per Orridge, terzo di squadra per Cremona, 2 per l'Umana Reyer che rimetterà il pallone dal lato del campo. Inquadrato adesso il presidente di Cremona Vanoli e il pallone è stato rimesso in gioco per le mani di Austin Day. Marquez Haynes, il blocco di Mitchell Watt, il cambio difensivo di Cremona, la palla per Stone che accelera, penetra, scarica, Bramos fa saltare Crawford, si prende il tiro dalla linea di fondo, arriva però l'errore e il rimbalzo è di Saunders. Momento positivo per la Vanoli a +3. Saunders, il pallone sotto per Matiang, marcato da Bramos, arriva l'aiuto di Watt, arriva la tripla di Orridge, l'errore per Cremona, il rimbalzo di Stone che prova ad accelerare contro una squadra che ama correre come Cremona, gioca a 2 con Mitchell Watt, ancora uno scarico con la tripla dall'angolo a segno ed eccolo Austin Day che si iscrive subito alla partita. Sì, l'abbiamo detto, 4 triple consecutive in gara 2 che hanno rimesso in cammino Venezia e qui subito ottimo avvio. Pronto ad entrare anche Gasper Widmar per l'Umana Reyer che ha raggiunto la parità con la tripla di Austin Day. Crawford si arresta la stoppata da parte di Julian Stone, se lo sogna anche di notte Crawford e adesso il fallo c'è purtroppo, sì Andrea. Stone sta facendo un lavoro pazzesco su Crawford, l'abbiamo visto, è un giocatore che se prende mezzo metro è micidiale, per cui osservato speciale, qui ha dovuto commettere il fallo ma l'azione difensiva precedente era davvero sontuosa. 2 tiri liberi per Crawford che già ha quota 5 punti personali, cioè la metà del fatturato della Vanoli e adesso ha a disposizione 2 tiri liberi. Bravo ad insistere il numero 22 di Cremona che però sbaglia il primo tiro libero. Pronto ad entrare anche Bruno Cerella per l'Umana Reyer. I commentatori delle principali emittenti quindi Eurosport e Rai dicevano se esce Stone entra Cerella, quindi Crawford non ha sicuramente vita facile con nessuno dei due, fa 1-2 intanto riportando in vantaggio la Vanoli e infatti due difensori. Poi spesso nei cambi quando cambiano la difesa si trova Bramos, per cui non è che abbia vita facile. Cerella senza maschera da Zorro ma con tanta determinazione. Uno di vantaggio per la Vanoli quando siamo entrati nella seconda metà del primo quarto. Marquez Haynes marcato da Saunders, la palla per Day che ha di fronte Peyton Aldridge, la partenza incrociata di Austin Day, il gran movimento, il canestro e allora come ho detto se Day fin dal primo approccio si fa vedere per quello che è bene per l'Umana Reyer che però qui perde sul bel gioco a 2 tra Travis Diner e Matiang. La schiacciata di Matiang, subito in vantaggio Cremona che appena può accelera il ritmo perché questo è il basket di coach Meo Sacchetti. Day prova a guardare Widmar, lo serve sotto canestro, Widmar si fa largo e neanche Matiang può tenere Gasper Widmar. Sì, per quanto abbia grande fisicità e grandi mezzi atletici, Widmar ha peso, diciamo, in senso buono sotto canestro. De Nicolao, Ruzier e Ricci, intanto ecco la tripla di Crawford che non va a segno e il fatto che ci sia Ricci è una scelta ben precisa per Cremona perché sarà l'abbinamento, qui c'è un bel recupero di Matiang su Day, il contropiede di Diner che prova rovesciato, c'è l'errore, c'è la possibilità di contropiede per l'Umana Reyer e Austin Day inchioda la schiacciata, era rimasto un giro indietro Day
trova il 16-13. Dicevo, cambi che altereranno sicuramente gli equilibri in campo, perché Ricci non è Matiang chiaramente e si troverà di fronte a Widmar, un mismatch che potrebbe essere letto in entrambi i modi sui due lati del campo. Ma intanto si prosegue con Saunders, il tiro e la palla talmente morbida la mano di Saunders che alla fine trova il fondo della retina, riportando a -1 la Vanoli, ma l'equilibrio è massimo anche in questa partita. Day marcato da Saunders, prova ad attaccarlo ancora Austin Day, che si sente caldo, prende il tiro, l'errore, il rimbalzo offensivo di Widmar, e Matiang è costretto al secondo fallo. Gran buona notizia, anche perché c'è anche il bonus sulla Vanoli. Sì, è difficile appunto tenere Widmar, che non sarà un mostro in attacco, ma ha una presenza sia in attacco che in difesa che con i suoi centimetri al suo peso sono davvero difficili da tenere, e quindi il secondo fallo di Matiang, mentre qui vediamo il contropiede facile per Day, che era rimasto tutto solo. È importante appunto anche quello che non si vede, ovvero non solo i punti, ma l'importanza di un giocatore. È qui grande, Però Bravo sbaglia malamente e in maniera insolita il sottomano. Ha cambiato praticamente tutto Cremona, 3 cambi con Ruzier, Ricci e Gazzotti in campo. Per l'Umanarei invece c'è De Nicolao al posto del capitano Marquez Haynes. -1 Cremona, che si affida a Crawford, la difesa di Cerella anche in questo caso lo costringe ad un tiro non facile. Rimane in vantaggio di 1 l'Umanarei, che attacca con De Nicolao, il blocco di Austin Day, ancora Andrea De Nicolao, guarda il cronometro, poi serve Day che ha di fronte Gazzotti, l'assist per Widmar che non si prende il tiro. C'è un extra passaggio di Cerella per Bramos, c'è l'errore, c'è il rimbalzo lungo nelle mani di Michele Ruzier, che guida la transizione per la Vanoli Cremona. Prova a giocare a 2 con Ricci, ma la difesa si chiude. Gazzotti chiama Crawford, poi gli porta il blocco, la palla va nelle mani di Saunders, ultimi 8 secondi per l'azione di tiro. Saunders e De Nicolao, il fallo è di Andrea De Nicolao, e anche il bonus per l'Umanarei. sì, bonus. Peccato non aver sfruttato il bonus, visto che Cremona aveva raggiunto il quarto fallo già parecchi minuti fa. Qui sì, fisicamente ovviamente c'era un mismatch molto evidente, ed entra Stefano Tonut, che come dicevamo è un giocatore importante negli equilibri oro-granata. Esce Bramos. E un altro cambio anche per Cremona, dentro Stojanovic per Crawford. Dunque praticamente c'è un solo giocatore degli starting 5, si tratta di Saunders, che ha proprio il pallone in mano per la Vanoli. Le due squadre ovviamente in una serie lunga tingono molto alla panchina, e la difesa di Cerella su Ricci paga in centimetri ma non certo in qualità difensiva. L'italo-argentino che serve sotto per Widmar, la difesa di Ricci, e c'è l'infrazione di passi di Gasper Widmar. Sì, Non è riuscito a trovare lo spazio per lo scarico, non è andato su. Fa segno di e no alla Gasper fine- Widmar, però qualche dubbietto ce l'ho. Vediamo il replay. Vediamo qui. L'arresto, sì, ha mosso al piede ferro. Chiaramente infrazioni in passi, l'impressione dal vivo che avevamo avuto era corretta. Dunque Cremona ancora il pallone per riportarsi in vantaggio, la affida alle mani di Saunders, che si prende la tripla e la mette. E dunque la tripla di Saunders dà di nuovo il +2 alla Vanoli, 16-18, parziale aperto di 5-0 per la squadra di coach Meo Sacchetti. Day prova l'incrocio su Gazzotti, va dentro, una serie di contatti, e c'è il potenziale gioco da 3 punti di un Austin Day che continua a essere on fire, come si dice in gergo. Lui ha tanta qualità, per cui se davvero gioca così è una bella gatta da pelare per gli avversari. Qui il fallo era più che evidente, ce n'era uno probabilmente anche prima, ma bravo anche a crescere in questo, a riuscire a subire i falli senza troppo perdersi, soprattutto mentalmente. Intanto Widmar si confrontava con Sain per far vedere il movimento, ma noi l'abbiamo potuto rivedere il replay ed è stata corretta l'interpretazione arbitrale sull'infrazione in passi di Widmar, così come è stata corretta l'interpretazione sul potenziale gioco da 3 punti che subito Austin Day trasforma in gioco da 3 punti, salendo a 10 punti personali sui 19 dell'Umana Reyer, che torna in vantaggio quando siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto. Ricci va a attaccare su
Cerella, il movimento di Ricci, il tiro all'errore, il rimbalzo di Gasper Widmar, che è convinto di aver subito un torto. Non l'ha subito, ma bene così, perché gli dà ancora più determinazione a lottare, non che sia uno che si tira indietro. Sicuramente Gasper Widmar. Intanto Day, il gioco a due con De Nicolao, poi palla sotto per Widmar, dentro fuori, circolazione con l'extra passaggio. Austin Day si trova un muro davanti, scarica e c'è il fallo terminale di Stojanovic, quasi al limite dell'antisportivo. Ha preso anche un pizzico di palla, questo evita l'antisportivo, ma che pazienza per l'attacco dell'Umana Reyer. Sì, qui bravo Day a servire in una situazione davvero difficile. Sul fatto che abbia preso un pezzo di palla qualche dubbio ce l'ho, ma è l'unico modo onestamente sotto canestro per fermare Widmar, perché è troppo forte fisicamente rispetto a un giocatore come Stojanovic. È rientrato in campo Crawford, rientra in campo anche Bramos per l'Umana Reyer, rientra anche Diner. Ovviamente sarà dopo il tempo solo per un possesso, le due squadre sono al bonus e dunque i due allenatori preferiscono mettere le forze migliori in campo. Bramos è sul tubo del cambio, forse entrerà al posto di Widmar presumibilmente dopo il Per tiro libero. l'ultimazione. Esatto. Però insomma bisogna vedere come va il tiro libero prima sì. di tutto. Bisogna che metta il secondo almeno. Esatto, vediamo allora con il +1 Umana Reyer, 23 secondi 3 decimi da giocare nel corso del primo quarto. I due liberi di Gasper Widmar che sbaglia il primo, purtroppo è Una mezza mattonata. È una delle carenze di questo giocatore, vedete le percentuali, 34,7 nei playoff. Segna il secondo Widmar, 20-18, entra in campo Bramos, vediamo il posto di chi? Sì, al posto di Widmar. Sì, beh, è chiaro, i lunghi spesso fanno più fatica ai tiri liberi e quelle percentuali basse sono state proprio di Widmar e di Watt, che normalmente comunque ha una percentuale più alta. Ruzier supera la metà campo, serve per Diner, doppio playmaker per la Vanoli per questo ultimo possesso di un primo quarto, comunque equilibratissimo il movimento di Ricci, l'accelerazione di Diner, la difesa di Stefano Tonut che va vicinissimo al recupero. Peccato che Bramos non si sia avveduto della possibilità di dare un aiuto, ma il pubblico italiano apprezza. Rivediamo ancora la gran difesa di Stefano Tonut. E qui era palla piena, bravissimo a non commettere fallo. E forse Bramos non sarebbe arrivato comunque, anche se gli è passata dietro la Sì, palla. poi era di spalle, era difficile. La rimessa con la palla nelle mani di Ricci, marcato da Cerella, ultimo secondo il tiro di Ricci, arriva l'errore e dunque dopo il primo quarto c'è un vantaggio sia pur minimo per l'Umana Reyer. Umana Reyer 20, Vanoli Cremona 18. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. L'andamento della serie, possiamo dirlo. A Cremona era partita meglio Cremona, che aveva avuto una volta 6, una volta 7 punti di vantaggio. Qui il massimo margine sia per una squadra che per l'altra è stata di 3 punti, però diciamo che l'equilibrio è sostanziale, come era stato sostanziale anche a Cremona. Sì, l'equilibrio è sostanziale, con un Austin Day davvero in gran spolvero, 3 su 4 da 2 e 1 su 1 da 3. Chiaro che è una partita fondamentale perché spariglia la serie e poi la gara successiva di dopodomani diventerebbe comunque per una delle due match ball. Sì, esatto, diventerebbe decisiva, per cui anche psicologicamente è molto importante. E da un punto di vista tattico mi sembra che
siano quelli i dettami. Qui vediamo appunto Austin Day protagonista di questo avvio. Come dicevi tu, Ricci non è Matt Young, ma per Sacchetti è fondamentale avere un buon utilizzo dei cambi, perché ha una squadra sicuramente più corta, lo sappiamo. Venezia ha una squadra più lunga ma è facilitata dagli infortuni, però comunque ha quei 8-9 giocatori che davvero sono completamente intercambiabili. Non è la stessa cosa per Cremona, per cui è importante per la formazione ospite che ci sia anche un buon apporto dalla panchina. Stavo guardando il quintetto di Cremona che rimane praticamente con le seconde linee, tranne Crawford ci sono Ruzier, Gazzotti, Stojanovic e Ricci. Per l'Umana Reyer anche in questo caso è confermato il quintetto, e anche in questo caso sono tutte tra virgolette seconde linee, perché abbiamo De Nicolao, abbiamo Tonut, abbiamo Cerella, abbiamo Day e abbiamo Vidmar. Mancano pochi secondi alla ripresa del gioco, 20 Umana Reyer, 18 Vanoli Cremona. Aspettiamo che ci portino anche le statistiche ufficiali, non ho visto ancora nessuno, ecco, stanno arrivando adesso, e la rimessa sarà per l'Umana Reyer, perché lo ricordiamo, è stata fischiata un'infrazione a Mitchell Watt sulla palla 2 iniziale, dunque il primo possesso è stato per Cremona. L'attacco dell'Umana Reyer parte da +2, Stefano Tonut gioca per Austin Day, si fa vedere Gasper Vidmar marcato da Stojanovic, altro mismatch favorevole per l'Umana Reyer con Vidmar che apre fuori per Day, l'errore da 3 punti del numero 9 dell'Umana Reyer, che per ora dall'arco aveva 1 su 1, arriva il primo errore, un 4-5 da 2 che testimonia anche la qualità delle scelte di Day, oltre che la qualità del tiro che assolutamente non è mai in discussione. Stojanovic adesso al mismatch favorevole lui contro Stefano Tonut, ma il gancio è completamente da dimenticare. Stojanovic, lo ricordiamo, è giovanissimo, classe 97, ma comincia ad avere già grande esperienza ed è un fedelissimo, possiamo dire, di coach Sacchetti, che lo ha voluto fortemente dopo le esperienze di Capodorlando e inizialmente quest'anno a Torino, dopo è arrivato appunto alla Vanoli Cremona. Tonut, il pallone per De Nicolao che non ci pensa due volte, prende la tripla ma rimbalzo lungo, e quindi Ricci può anticipare. Vidmar serve per Ruzier che supera la metà campo, altra possibilità del pareggio per la Vanoli, palla sotto per Ricci, marcato da Austin Day, il movimento di Ricci, gran giocata da parte di Ricci, e c'è il time out per l'Umana Reyer sulle situazioni di parità. Sì, qui bravo Ricci, bisogna dire, perché tutto sommato Day aveva cercato di chiudere bene, ma bravo con la mancina a trovare il tabellone. Ovviamente appunto grande equilibrio. Anche se la valutazione, guardavo 30-15 dopo il primo quarto. Dice tanto ma non dice tutto, come si dice tante volte. Sì. Paghiamo un pochino in questo momento i tiri da 3, perché siamo 2 su 7, non che vada meglio Cremona che è 2 su 6, però il tiro da 3 per l'Umana è sicuramente molto più fondamentale negli equilibri di gioco. Buona lotta ai rimbalzi, siamo 12-10, per cui questo è un dato sicuramente positivo, con anche 3 rimbalzi offensivi, e in questo c'è sicuramente lo zampino di Vidmar. E i 3 rimbalzi offensivi infatti sono arrivati da Watt, da Vidmar e da Michael Bramos. Situazione falli che vede 2 giocatori con 2 falli, e uno è Valerio Mazzola dell'Umana Reyer, l'altro è Manco Matiang che resta in panchina per la Vanoli Cremona, che dal time out ritorna con lo stesso quintetto, mentre l'Umana Reyer rimette in campo Julian Stone al posto di Bruno Cerella. Ovviamente si sa già chi andrà a marcare Julian Stone. Difensivamente non cambia moltissimo, anzi. Dunque giocherà, vedremo con che ruolo, se da 3 o da 2, visto che ci sono Tonut e De Nicolao. Di solito gioca anche con 3 play l'Umana Reyer, ma adesso c'è uno Stefano Tonut che può giocare sia da 2 che da 3. Intanto c'è un abbraccio da parte di Ricci su Day, proprio sotto gli occhi dell'arbitro, che non fischia. Ancora Ricci molto aggressivo su Austin Day, che prova a farsi largo, si fa largo, si prende il tiro, arriva all'errore, poi la lotta a rimbalzo con Mitchell Watt, anche lui è tornato in campo, va su Andrea De Nicolao, sbaglia però il sottomano e il rimbalzo è per Cremona. Dunque nuovamente in campo Stone e Watt per l'Umana Reyer, con Ricci che il tiro ce l'ha, lo ha dimostrato già più di una volta, e sale a 5 punti personali, riporta soprattutto al massimo vantaggio la Vanoli Cremona sul 23-20, e l'Umana Reyer ancora non ha segnato in questi primi 2 minuti di gioco.
l'attacco. Stonut prova a battere Stojanovic, c'è l'aiuto di Crawford, la palla che viene intercettata inizialmente da Stojanovic, ancora Tonut allo scadere dei 24, prova il tentativo da 3 punti, è un mattonata, è pronto a rientrare Marquez Haynes per gli Orogranata con Michele Ruzier a portare avanti l'attacco di Cremona. Si fa vedere Gazzotti sotto, viene servito Ricci fuori, poi la palla per Stojanovic, il cambio difensivo accettato dal Lumana Reyer. Gazzotti da 3 punti e segna anche Gazzotti da 3, break impressionante per Cremona. Sì, sta crescendo, è arrivata al 50% del tiro da 3 e questo ha marcato con queste 2 bombe il vantaggio della formazione di Sacchetti. Parziale aperto di 8-0 per Cremona in questo secondo quarto, in cui Lumana Reyer deve ancora sbloccarsi, pronto ad entrare anche Michael Bramos. Arriva un'altra palla persa per Lumana Reyer e qui c'è il canestro di Crawford e il secondo fallo di Stone, momento difficile. Sì, momento difficile, brutta palla persa qua da Nicolau, bravo ovviamente Crawford, però sì, stiamo partendo in questo momento soprattutto in attacco e qui è stata anche un po' fortunosa, vediamo di tabella il tiro di Gazzotti e sicuramente è un momento difficile. Tonuta onestamente ancora si vede che non è al meglio della condizione e altro non poteva essere considerati i problemi che ha avuto nelle scorse settimane. Il parziale di Cremona è arrivato a 10-0, può arrivare a 11-0 e arriva a 11-0 con Crawford 20-29, nuovo massimo margine, del resto appunto con un parziale aperto di 11-0 non può essere altrimenti. 9 punti già per l'MVP del campionato. L'attacco di Stone, il pallone per Bramos, poi Mitchell Watt che attacca Crawford, scarica per Day, ancora una buona circolazione in Lumana Reyer. Bramos si arresta, va da Day che ci prova da 3 punti, ancora un errore, la lotta a rimbalzo premia ancora Cremona con Ricci che non sta facendo sentire l'assenza di Machiang sotto le planche. Continua il break di Cremona, Crawford rallentato da Day, prova ancora ad accelerare, pronto a rientrare Mazzola, il pallone per Stojanovic, prova al rovesciato, arriva l'errore, si lamenta di un contatto, la transizione di Stone, la palla per Marquez Haynes, fuori per Bramos, sotto Watt marcato da Stojanovic, prova a farsi largo Mitchell Watt e la rimessa per Lumana Reyer. Rientra in campo Valerio Mazzola che dal posto di Austin Day. Sì, qui sicuramente sull'ultima palla ha preso il pallone, però nel tentativo precedente forse poteva stare il fallo. Non riuscire a servire i palloni sotto in una buona posizione a Watt in questo caso ovviamente si sta penalizzando, anche perché le percentuali a 3 sono piuttosto basse. 3 minuti 39 secondi senza canestri per Lumana Reyer in questo quarto, se si aggiungono gli altri 23 secondi del primo quarto siamo a 4 minuti a secco per gli Orogranata che adesso devono rimontare 9 punti, partono dalla rimessa per servire Marquez Haynes, poi il pallone sotto con Watt, no look per il tentativo da 3 punti, la tripla di Julian Stone finalmente sblocca Lumana Reyer nel quarto e riporta a 2 soli possessi in ritardo, 23-29. Michele Ruzier sfugge a Marquez Haynes, bravissimo Ruzier, ma che cosa ha fatto? Mitchell Watt, letteralmente cancellato, giustamente Andrea, e adesso è Haynes che ci prova da 3 punti, l'errore, ma Bramos a rimbalzo offensivo e Lumana Reyer ha un extra possesso nelle mani del capitano. Blocco di Watt, servito, va su, peccato, quasi gioco da 3 punti, il fallo di Stojanovic che si lamenta ma il fallo c'è tutto. Sì, appunto quando si riesce a servire un pallone sotto le planche a Watt difficilmente non succede qualcosa qui. Grandissima giocata difensiva, l'ha proprio distrutto perché poi ha veramente chiuso la luce al povero Ruzier. Stavo annotandomi il parziale di 11-0, è praticamente con le seconde linee, certo con Crawford che ha dato il suo contributo, ma Cremona, che abbiamo detto in precedenza è una squadra relativamente corta, sta trovando molto dalla panchina e questo potrebbe essere un fattore non solo nella partita ma nella serie. Sì, come dicevamo non ha appunto una panchina molto lunga Cremona e se trova in minuti importanti e punti in questo caso, perché al di là del buon lavoro generale sono arrivati punti importanti nelle bombe di Ricci
Gazzotti e a quel punto poi ti rientra in campo un Matiang fresco e riposato, ecco che sicuramente è un aspetto più che positivo per la formazione di Sacchetti. Pochi falli spesi dall'Umana Reyer, ma già 2 di Mazzola, 2 di Stone. Mazzola è tornato sul parquet e altra cosa tra virgolette strana, l'Umana Reyer, che invece è molto più lunga come squadra, almeno potenzialmente, ha sofferto con le seconde linee in campo. Adesso c'è in campo il quintetto e sta siglando un break positivo. Sì, altre volte era successo il contrario. La questione è che veramente i giocatori dell'Umana sono molto intercambiabili, per cui anche a seconda della partita, della situazione, le cose possono cambiare. Nonostante il time out coach, Sacchetti continua a cavalcare il quintetto che ha portato la Vanoli Cremona in vantaggio attualmente di 6 punti prima dei 2 tiri liberi a disposizione di Mitchell Watt. Sbaglia però il primo, continua la percentuale, purtroppo Andrea, 2 deficitaria. su 4. Siamo al 50%. Secondo libero per il centro dell'Umana Reyer, che fa 1 su 2, dunque 24-29, con un minimo di pressione di Marquez Haynes su Michele Ruzier, che è chiamato a impostare il gioco per la Vanoli. Servito a Stojanovic, che ha di fronte Bramos. Ad una mano il passaggio per Ricci, palla fuori per Saunders, il cambio difensivo dell'Umana Reyer. C'è Stone su Ricci, c'è Ricci che si prende il tiro, lo sbaglia, ma Gazzotti a rimbalzo offensivo prova a farsi largo, serve per Ricci, arriva la tripla allo scadere ed è quasi una beffa per l'Umana Reyer, che comunque non paga dazio e va alla transizione con il capitano. Un po' di mani addosso adesso di Ruzier su Marquez Haynes, il blocco di Watt che poi si allontana, Bramos per Stone che accelera e c'è il fallo di Ricci. Si lamenta, ma il passo laterale lo ha fatto. Sì, gli ha proprio chiuso la strada, da qui si vedeva proprio evidente, eccolo qui. Assolutamente, con il fianco. Diciamo che lamentarsi è normale, ma non per Ricci, per tutti. Di solito è difficile che ti dicano sì, è fallo mio. Devo dire che uno di quelli che dà l'esempio in questo è proprio Michael Bramo, che di solito quando fa fallo è subito immediatamente se ne accusa. Orridge al posto di Ricci, dunque il quintetto ancora più piccolo tra virgolette per Cremona, che ovviamente si schiera a zona. La zona si punisce dall'arco, l'Umana Reyer deve provarci, Stone invece rallenta la costruzione del gioco, poi accelera e va su, il rovesciato, l'errore, il rimbalzo da parte di Mitchell Watt, che recupera il pallone, serve per Marquez Haynes. Mazzola finge la tripla, va dentro, scarica dall'angolo Julien Stone. Ecco, l'avevo detto, si punisce dall'arco, gli ha ascoltato. Sì, e con tanta pazienza, perché è stata veramente brava l'Umana a far girare la palla e poi aveva tutto il tempo per caricare il tiro da 3. E risponde con un parziale di 7-0 l'Umana Reyer, ora a -2. Saunders, step back in faccia a Watt, l'errore, rimbalzo di Mazzola che tocca ma recupera Stone il possesso. L'Umana Reyer può cercare di pareggiare o di passare in vantaggio in caso di tiro pesante, chiede un blocco coach Walter De Raffaele, non arriva il blocco per Haynes che va da solo, penetra, scarica, Mazzola, extra passaggio per Stone, palla sotto per Watt, il gancio di Mitchell Watt con palla sul secondo ferro e chiama gli dei del basket Watt, che non ha avuto fortuna in questa conclusione, solitamente garanzia di 2 punti, non sono arrivati 2 punti, rimane in vantaggio Cremona con il possesso nelle mani di Michele Ruzier, l'accelerazione e bel gioco a 2 con Gazzotti, merita gli applausi di Cremona. Sì, qui un pick and roll perfetto di Ruzier, che proprio gli ha servito un pallone delizioso. Si chiude a 7-0 il Black dell'Umana Reyer, che adesso è sotto nuovamente di 2 possessi sul 27-31. Julien Stone, il movimento di Bramos e il fallo in attacco di Mitchell Watt. Non è d'accordo, da rivedere al replay secondo me se c'è. Allora, a mio avviso però c'era un fallo su Bramos che cercava di liberarsi. Qui è l'azione precedente, il bel pick and roll, e c'era un fallo su Bramos che cercava di liberarsi e che è stato bloccato e ha costretto tra virgolette Watt a spostarsi per offrirgli spazi. Nuovamente in campo Crawford al posto di Stojanovic da una parte, nuovamente in campo Austin Day per l'Umana Reyer con l'errore da parte di Crawford. Day ha preso il posto di Mazzola sul cubo del cambio, c'è nuovamente Gasper Widmar per l'Umana Reyer che attacca con il capitano. Marquez Haynes ora è marcato da Peyton Aldridge sul cambio difensivo accettato da Cremona, lo attacca Marquez Haynes, step back e tiro del capitano a segno. Ha giocato un po' da playground qui, ma sono arrivati sì, ha cercato di trovare il ritmo, c'è riuscito
grande giocata, sicuramente non facile. Non facile, riporta l'Umana Reira -2. Adesso Ruzier, c'è anche Cerella pronto ad entrare. Ruzier sbaglia la tripla aperta, riesce a toccare a rimbalzo Gazzotti per anticipare Heinz, ma il pallone è recuperato da Watt e adesso è Stone a costruire il gioco. Ancora un'opportunità per il pareggio dell'Umana Reira. Il movimento di Bramos, la palla per Watt che riconsegna, anzi no, finge di consegnare a Stone, poi va a attaccare su Gazzotti, vuole assolutamente mettere quel suo gancio e chiede la palla, forse giustamente Andrea, ma intanto seguiamo dall'altra parte, vedremo se poi la regia ci riproporrà il replay. Orridge, la gran difesa di Bramos, si butta Watt, recupera palla Orridge, tanta confusione in campo, la stoppata di Day e poi il contropiede con Bramos che inchioda la schiacciata, esplode il Tagliente. Tanta confusione, però tanto agonismo, e grande la stoppata di Day, davvero incredibile. E su Saunders, che non è propriamente, qui c'è secondo me il fallo di Watt, sì, e viene fischiato anche se nella boccia del Tagliercio è sfuggito. Attenzione perché Mitchell Watt è un po' nervoso, ma subito in panchina al posto suo entra Wittmar. Sì, anche perché qui gli si è avvinghiato sopra Aldridge. Diciamo che Cremona sa che Watt è un giocatore fondamentale per l'Umana e quindi è osservato speciale difensivamente, e un pochino anche nell'ultima gara si era visto un Watt un po' nervoso per le maniere forti usate contro di lui, deve invece mantenere la calma. Tiri liberi e arriva l'errore per Crawford. Dunque adesso arriverà il secondo tiro libero per Cremona, che potrà comunque riportarsi in vantaggio. Il Crawford fa 1 su 2, dunque 31-32. È entrato Cerella per Stone, è entrato Wittmar per Watt. Dall'altra parte nuovamente in campo sia Ricci sia Diner al posto di Gazzotti, mentre perde la maniglia Wittmar, che si arrabbia più che altro con se stesso. Infatti si accusa dell'errore, peccato perché era un pallone d'oro. Fuori allora Ruzier e Gazzotti da una parte, dentro Diner e Ricci, fuori Stone e Watt, dentro Wittmar e Cerella. Abbiamo stata una serie di cambi nell'ultima pausa di gioco, con Cremona che ha segnato dalla lunetta il libero del vantaggio, adesso va a appoggiare su Ricci, marcato da Heinz, la palla persa incredibile da parte di Travis Diner, che è veramente una rarità. Una rarità, però bella difesa qui. Heinz contro Ricci non aveva vita facile, e il raddoppio di Wittmar che difensivamente è molto importante. Torna dunque in possesso di palla sul -1 in attacco l'Umana Reyer, 1:14 dal termine del primo tempo. Ripetiamo, l'equilibrio continua a essere massimo nonostante il tentativo di allungo di Cremona, che è arrivata anche a +9. L'Umana Reyer ha l'opportunità di riportarsi in vantaggio. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, attenzione ultimi secondi invece per prendersi il tiro, e l'ingenuità qui da parte di Orridge che va a spingere, anche se Cremona aveva ancora 2 falli, adesso uno da spendere. Sì, proprio qui ha chiamato del blocco, e poi Orridge, che sicuramente in questi playoff è il giocatore che sta facendo più fatica da parte della formazione di Sacchetti. 23 anni anche per lui, lo ricordiamo. Sì, è la prima esperienza a questi livelli e si vede. Possesso dunque per l'Umana Reyer, adesso sì siamo nell'ultimo minuto. Cerella per Bramos che batte Crawford, va su, vuole la schiacciata e c'è il fallo di Saunders che si lamenta, attenzione, rischia il tecnico perché la sceneggiata, anche se tiene le labbra sigillate. Sì. Andiamo a rivedere il replay, vediamo se ci arriva. Dimmi Andrea. Ma vediamo da quest'altro angolo, e qui si vede ancora meno. È difficile, poi è anche molto molto difficile per gli arbitri in questi casi fischiare il fallo o meno. 2 tiri liberi per Bramos, il primo segno, e dunque è nuovamente parità sul parquet del Tagliercio. Secondo tiro libero a disposizione per il greco dell'Umana Reyer, 32 pari, 52 secondi e 8 decimi da giocare. C'è il tap-in da parte, no, viene dato 2 su 2, secondo me era un tap-in da parte di Cerella. Anche secondo me, vista da qua sotto, sì. Strano che l'arbitro non abbia dato i 2 punti a Cerella. 2 su 2 per Bramos dalla lunetta, +1 per l'Umana Reyer, con
con Ricci che riceve, marcato da Stone, il bel movimento all'errore, tocca a Day, la rimessa è per la Vanoli Cremona, siamo d'accordo anche se Day chiede un tocco, ma un altro di quelli che non si lamenta mai. Day difficilmente è d'accordo con le decisioni arbitrali quando sono contro di lui. Rientra De Nicolao al posto di Stone, che lo ricordiamo ha 2 falli. Gli applausi del pubblico per Julian Stone che come abbiamo detto in precedenza difensivamente sta facendo una serie eccezionale. E anche 2 su 3 da 3 che non fa male. E l'attacco di Cremona che vuole riportarsi in vantaggio, serve Ricci, poi Orridge, la tripla di Orridge, si rifà dell'ingenuità precedente trovando il canestro per il 33-35 più 2 Cremona con un Monorayer, discrepanza di 5 secondi tra il cronometro e l'azione, quella della partita. La Vanoli è arrivata al bonus e dunque in caso di fallo si andrà in lunetta per gli Oro Granata che costruiscono con Andrea De Nicolao. Ancora il palleggio da parte del numero 10, ultimi 4 secondi, accelera De Nicolao, alza la parabola, secondo ferro, rimbalzo di Cropolo, attenzione perché Cremona potrebbe provare a prendersi un tiro, no, De Nicolao recupera il pallone, poi lancia la sfera quasi stava per segnare, comunque ci è andato non più sarebbe vicino stato con valido. questo che con quello precedente. Comunque assoluto equilibrio ancora una volta dopo 2 quarti. Umana Reyer è sotto ma di 2 punti. Umana Reyer 33, Vanoli Cremona 35. Ci sentiremo per il secondo tempo. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Ben ritrovati amici sportivi, Palasport Taliercio da Alberto Minazzi e Andrea Manzo per il secondo tempo di gara 3 della serie di semifinale tra l'Umana Reyer Venezia e la Vanoli Cremona. Cremona in vantaggio di 2 punti e Andrea, e io sto guardando le statistiche e mi sto chiedendo perché Cremona è in vantaggio, 47-31 di valutazione e alla fine le percentuali sono molto simili. Vediamo se riesce a dargli una lettura. Allora, la lettura che do io è che le percentuali di tiro da 2 sono calate drasticamente da una parte all'altra, 2 su 8 Venezia e 3 su 11 addirittura la Vanoli Cremona, dove forse fa quella piccola differenza, perché poi le squadre sono praticamente appaiate, nei tiri da 3 che Venezia è scesa con un 29%, 2 su 7 da 3 punti e 3 su 5 invece da parte della squadra dei Sacchetti, perché in realtà sono più i rimbalzi dell'Umana 22-18 più gli assist 11-8. Un altro dato importante è che Venezia ha abbastanza equilibrio tra panchina e quintetto di partenza 20-13, ma stavolta ce l'ha anche Cremona che ha 25 con lo starting 5 e 10 punti dalla panchina, ricordiamo appunto le bombe di Ricci e di Grazzotti.
Forse le palle perse, potrebbe essere questo il dato. Ma le palle perse sono solo una per tempo e sono due da una parte e due dall'altra. No, per questo ti dicevo, è difficile capire No, questa leggera discrepanza, però ci sono ripetiamo. anche le tre stoppate, una di Day, una di Stone e una di Mitchell Watt. Però sì, siamo lì, insomma, siamo in una partita di grande equilibrio e diciamo importante aver recuperato quello strappo di Cremona e aver riportato la partita sul filo dell'equilibrio, perché con poi giocatori tipo Crawford, che è il miglior marcatore e l'unico in doppia cifra di Cremona, come lo è Day per l'Umana, però alla fine sta comunque tirando col 38%, per cui il contenimento di Crawford c'è stato, forse sono arrivati punti da chi non ti aspettavi. Dicevi giustamente, l'importante è essere rientrati da quell'avvio di secondo quarto in cui le seconde linee di Cremona, già ricordato l'apporto di Gazzotti e di Ricci sotto canestro con un Matiang ben presto gravato da due falli, ma adesso torna nel quintetto di Cremona. Cremona è riuscita ad infilare un parziale di 11-0. L'impreoccupante è quello 0 dell'Umana Reyer, che ricorda un po' le fasi un po' difficili che ha attraversato anche nel finale di regular season l'Umana Reyer, che ha segnato con la tripla di Stone dopo quasi 4 minuti, ma ha avuto la forza appunto di rientrare, questo che forse era mancato nelle sconfitte che erano arrivate nelle ultime partite della regular season. Sì, che avesse un andamento un po' ondivago era una caratteristica, lo dicevamo anche durante la stagione, il plus minus di metà dei giocatori della Reyer era altissimo, proprio perché appunto la squadra aveva grandi recuperi, grandi momenti di difficoltà, però questa è una serie playoff, è una partita importante, per cui è fondamentale essere rientrati e giocarsela fino alla fine. Punto a punto, come si ripartirà tra breve, perché il cronometro è pronto, ma c'è ancora qualcosa da confrontare al tavolo dagli arbitri. Diciamo che l'arbitraggio, a parte un paio di palle forse rivedibile, mi è piaciuto. Sì, devo dire che anche i giocatori ci hanno messo il loro, perché appunto falli ci sono, ma la partita è sostanzialmente molto corretta. Due falli Matiang, due falli Stone, due falli Mazzola, due falli Watt. Questa è la situazione da cui si riparte dal punto di vista dei falli, abbiamo già detto tutto il resto in precedenza. Primo possesso per la Vanoli, Crawford per Matiang, la gran difesa dell'Umana Reyer con Mazzola che aiuta, poi la rimessa sarà per la Vanoli, ma con 11 secondi, intanto c'è il 5 tra Crawford e Matiang, perché hanno tentato gioco a due, poi è stato bravo Mazzola a impedire il facile possesso al centro della Vanoli, con Cremona che rimette il pallone in gioco, ecco Matiang che accelera, batte Mitchell Watt, stranamente remissivo in questa fase difensiva il canestro di Matiang, che arriva a 6 punti personali e soprattutto dà il +4 alla Vanoli. Stone per Mitchell Watt che va dall'altra parte ad attaccare Matiang, chiede il contatto, non c'è fischio arbitrale, la palla torna nelle mani di Cremona, attenzione a Crawford per Ulrich, la tripla dall'angolo, a segno, non è cominciato nel migliore dei modi. No, Mitchell Watt è molto nervoso, magari aveva anche ragioni di lamentarsi, ma abbiamo visto anche difensivamente un po' distratto, non sta vivendo la partita nel migliore dei modi, vediamo qui se si sblocca. Tanto serve l'assist per Bramos che non va a referto perché Bramos tira corto, è rientrata male dagli spogliatoi l'Umana Reyer. Saunders litiga con il pallone, poi rimane comunque in possesso di palla la Vanoli che va a cercare Matiang, due falli per lui, due falli per Mitchell Watt, si fa largo Matiang, segna e continua il parziale di Cremona che allunga nuovamente a +9, 33-42, è di nuovo il massimo vantaggio dopo il 7-0 con cui è iniziato il secondo tempo della Vanoli. Backdoor di Haynes che non trova il fallo, non trova lo scarico, il contropiede di Cremona, Diner vuole affondare la barca ma la tripla non va a segno e Watt recupera il rimbalzo, ma anche da come ha preso il rimbalzo Mitchell Watt. Sì, il linguaggio del corpo non è dei migliori sicuramente. Stone, scarico per Watt che ancora va dal numero 5, sono passati quasi 2 minuti, il Reyer ancora deve sbloccarsi e la difesa di Cremona la contiene bene, ma Hayes scarica per Watt, arriva il primo canestro ed è psicologicamente importante che sia di Mitchell Watt. Sì, anche trovarlo in questo caso, dargli un tiro abbastanza facile, speriamo che lo aiuti a rimettersi in ritmo. Diner a Ulrich, poi Saunders che pesca ancora Matiang, canestro troppo facile e time out richiesto dalla panchina dell'Umana Reyer.
credo che non rientrerà Mitchell Watt dal timeout. Sì, anch'io se fossi in De Raffaele in questo momento farei rientrare Vidmar, perché Mitchell Watt è entrato veramente con un atteggiamento molto negativo, tra virgolette, nella partita. Da una parte ha paura di farsi fischiare fallo e quindi non sta offrendo una buona difesa, dall'altra non si sente tutelato in attacco, per cui psicologicamente non è nel suo miglior momento. È andato a sedersi e quindi questo è un fatto forse significativo, perché ci vuole anche tanta psicologia in questi momenti. Toglierlo in questo momento, se ha una valenza dal punto di vista tecnico, rischia di averne un'altra di segno decisamente opposto dal punto di vista psicologico, e dunque vediamo che cosa succede al ritorno in campo. Ancora Watt che si lamenta con coach Walter De Raffaele, e qui vediamo Matiang che è il contraltare di Watt in questo avvio di ripresa. Per lui ben 6 punti sui 9 della Vanoli, che di vantaggio ne ha Sì, appunto è rimasto 9. praticamente tutto il secondo quarto a riposo, e quindi è molto carico. Ha trovato forza, l'abbiamo già detto più volte, dalle seconde linee la Vanoli Cremona. Matiang mette a segno, intanto riprende il gioco, nessun cambio né da una parte né dall'altra. Vedremo come uscirà dal time out Lumana Reyer. Servito Stone, marcato da Diner, poi la circolazione, la palla arriva nelle mani di Mazzola, poi Bramos in punta, Haynes, 7 secondi per l'azione di tiro, arriva il blocco di Watt, step back e tiro da 3 punti del capitano, non va, Mazzola schiaffeggia ed extra possesso dunque per Lumana Reyer. Grande rimbalzo offensivo di Valerio Mazzola, Stone, Bramos, Mazzola ci prova da 3 punti, è corto, è anche sfortunato qui Watt perché lo spigolo lo beffa. La transizione di Cremona, Diner si arresta, scarica per Crawford, la difesa di Mazzola, la palla ancora fuori per Diner, il tiro è corto, il rimbalzo è di Watt, momento di non bella palla canestro con lo speaker che cerca di richiamare il pubblico per scuotere la squadra, e niente da fare anche su questa tripla di Marquez Haynes. La palla nelle mani di Saunders, attenzione Haynes a marcare su Matiang che viene ovviamente subito servito. La buona circolazione di Cremona, Orridge l'errore, la lotta rimbalzo, tocca Watt, anticipa Matiang, recupera Mazzola, supera a metà campo Haynes, ma il punteggio è lì fermo con il più 9 che monta, pronti a entrare Day e Vidmar per Lumana Reyer. Marquez Haynes serve per Bramos, si fa vedere Watt, non viene servito, la palla torna nelle mani di Marquez Haynes che batte Saunders ma non si prende il tiro, preferisce servire per Julian Stone. Un'altra tripla, sta tirando troppo da 3 Lumana Reyer. Sì, purtroppo con percentuali davvero deficitarie, probabilmente poteva arrivare fino al canestro e magari appunto cercare 2 punti, ma soluzioni più semplici. Restano solo 2 punti segnati da Lumana Reyer in questo frangente, di una gran difesa di Watt su Saunders, la transizione di Stone e il fallo della difesa di Cremona. Potranno avvenire i cambi, punteggio bassissimo in questo avvio, ma Cremona ha preso il più 9 e adesso il secondo fallo di Crawford e la serie di cambi che aveva detto in precedenza. Sì, solo 2 punti da Lumana in questo avvio di terzo quarto, vediamo se appunto con Austin Day, che certamente darà più opportunità in fase d'attacco, e con un Vidmar magari meno nervoso di Watt, come era successo in precedenza, riusciamo un po' a rimettere in piedi la partita. Bisogna ritrovarsi in attacco, ci prova con il capitano Haynes, Lumana Reyer scaricato per Julian Stone, linea di fondo e non va, bravo Orridge a togliere il pallone dal ferro, e dall'altra parte corre Diner che non si prende il tiro, scarica per Crawford e questo è un fallo in attacco secondo me, sbaglia comunque Crawford, la partita si sta innervosendo e c'è il fallo da parte di Gasper Vidmar, il primo personale per Gasper Vidmar. Tanti piccoli segnali non positivi per Lumana Reyer. No, non riusciamo, anche un po' sfortunati perché Stone lì è stato davvero sfortunato, qui siamo sempre le solite, o è sfondamento o è flopping, se un giocatore finisce per terra. Infatti era quello che intendevo dire nella mia sintetica telecronaca precedente. Qui intanto Vidmar che evita il fallo, ma anche lì non siamo riusciti a gestire questo pallone a rimbalzo con 2 giocatori della Reyer che l'hanno toccato. Attenzione perché Cremona può arrivare a quella soglia psicologica della doppia cifra di vantaggio con i 2 tiri liberi di Mango Matiang. E segna il primo e dunque doppia cifra, più 10 Cremona, 11 punti di Matiang, ne ha messi 7 nel secondo tempo e forse gli ha fatto bene fare 2 falli subito. Sì, sicuramente ha avuto
modo di rifiatare e di rientrare in campo molto motivato. Vediamo se riesce a risalire da questo massimo svantaggio l'Umana Reyer, servito Widmar, palla canestro marcato da Saunders, lo va a attaccare Gasper Widmar. Saunders ha deciso di togliersi, ha detto è inutile che vada a spendere un fallo. Umana Reyer a -8 e c'è la palla toccata da Stone con Tonut pronto a rientrare in campo. 5-14 da giocare, vediamo di prendere il posto Stefano Tonut, prende il posto di Michael Bramos, anche lui forse non è nella miglior serata. 18 secondi per l'attacco di Cremona con Saunders che riceve il pallone, serve per Matt Young, apre, chiude il palleggio, ritorna dal proprio numero 1 Crawford, attenzione a Tonut su Orridge sotto canestro, Matt Young va su Widmar e c'è l'infrazione di passi, fa segno di no con la testa a Matt Young. Secondo me è il solito discorso, non era dinamico, stessa mano chiuso il piede, infrazione di passi automatica. Rivediamo il replay. Ma Andrea, Ma beh, comunque vabbè, a cavallo donato non si guarda in bocca, teniamoci questo pallone che... diciamo che forse l'infrazione di passi nasce dal non fischio, anche in questo caso o flopping o fallo, il mezzo saltello successivo di Matt Young è stato punito, forse questa è la lettura da dare corretta. L'attacco dell'Umana Reyer con Austin Day che finge la tripla, viene attaccato da Peyton Orridge, ancora il duello tra i due e il fallo di Orridge che viene fischiato nel momento in cui era meno fallo di Orridge. Sì. Diciamo per somma di azioni contatti. fallose, per somma di contatti. Si lamentava mentre palleggiava, lo rivediamo qui. Cercava di trovare spazio e trovava sempre la mano Jodric, però effettivamente sì, forse l'ultima spinta era quella meno evidente. Però Ritorna in aveva il campo braccio Ricci sotto, al vedi. posto di Orridge che ha speso 3 falli con questo, 2 di squadra per Cremona, 1 per l'Umana Reyer che ha -8, servito Widmar, l'anticipo di Matt Young, ancora Widmar che si guarda le braccia, l'abbiamo sottolineato più volte quante graffi ha preso Con Trento. con Trento, ma forse anche con Cremona qualche graffietto l'ha portato a casa. Ed ecco il pubblico del Tagliaccio che si scuote, il momento è delicato, bisogna assolutamente rientrare anche perché il punteggio è basso ed è strano in questa serie. Tonut! Si vogliono le accelerazioni di Tonut e questo è un segnale importantissimo. Sì, è proprio con questo tipo di giocate che praticamente ha solo lui nella Reyer, quindi sono fondamentali per aprire la difesa. E intanto sono 2 possessi di ritardo e attenzione al fallo da parte di Gasper Widmar, il secondo fallo di Widmar che dice di aver preso solo il pallone. Rivediamo il replay, ancora parola a te Andrea. Qui è difficile da vedere, c'era De Raffaele sorpreso ed era a mezzo metro, per cui poteva anche starci, però Rimane in vediamo attacco, qui la mimica di De Raffaele. rimane in attacco Cremona, facciamo fatica anche a sentirsi qui. Matt Young con la schiacciata e poi va a gasarsi con il proprio pubblico. Bello l'assist di Ruzier. 39-47, torna a +8 la Vanoli e Marquez a costruire per Austin Day, aggredito da Ricci, pronto a rientrare, no anzi ad entrare Marco Giuri che non è neanche stato utilizzato nelle prime partite. Adesso il fallo della difesa di Ricci su Widmar, se non vado errato, pronto ad entrare Stojanovic, il secondo fallo di Ricci. Qui gran giocata alley-oop perfetto di Ruzier per Matt Young che ha tutti i mezzi anche con la difesa fisica di Widmar per schiacciare. C'era secondo me fallo su Day in precedenza, poi è arrivato quello di Ricci, ma ovviamente molto aggressiva la difesa di Cremona. Dentro Stojanovic per Crawford, dentro Giuri per Stone, rimane -8 l'Umana Reyer, difesa aggressiva questa da parte della Vanoli, gioca a 2 Ace con l'infrazione di passi, forse da parte di Widmar che sbaglia, prende il rimbalzo, poi subisce il fallo, gli arbitri stanno un po' perdendo di mano la partita e c'è una serie di mancati fischi, nati tutti dal mancato fischio iniziale, cioè l'infrazione di passi non sanzionata a Gasper Widmar, alla fine è una serie di falli su Widmar e il duello adesso tra Matt Young e Day con l'infrazione di passi di Matt Young non è un momento piacevole di pallacanestro. No, anche qui c'era il braccio di Day, poteva anche starci il fallo, lo vediamo lì, che è andato sotto il braccio e qui vediamo, cioè, il fallo era nettissimo su Widmar, primo, secondo.
È difficile, diciamo, capiamo gli arbitri perché non è facile, mentre Matiang è arrabbiatissimo. E va in panchina, rientra Gazzotti, dall'altra parte in campo Bruno Cerella al posto di Marquez Sainz per Umana Reyer che rimane a -8. Tonut, un'altra accelerazione delle sue, l'appoggio al tabellone e Stefano Tonut trova un altro canestro che rivale ancora una volta al -6 per l'Umana Reyer. Ruzieri seguito da Cerella, il contatto sì, ci sta il fallo, Andrea. Sì, l'aveva proprio, come dire, messo nel mirino per non perderlo, come sul fallo che è il terzo della Reyer. Quindi ancora il bonus e qui bravo Tonut, queste sono proprio le sue azioni qui, questa esitazione che gli ha permesso poi di appoggiare il tabellone. Ancora difesa aggressiva dell'Umana Reyer verso su Ruzier, c'è Tonut, lo scarico per Gazzotti che subisce il terzo fallo di Gasperini, ma questo fallo assolutamente vero, diciamo così. Sì, beh, l'ha fatto saltare e poi gli è frenato addosso. Ed è il terzo fallo, il primo giocatore dell'Umana Reyer a raggiungere le 3 infrazioni con Mitchell Watt che torna in campo, arriva il bonus sull'Umana Reyer. Speriamo che Watt abbia un attimino rilassato la mente, diciamo così. Sì, e soprattutto l'atteggiamento psicologico con cui entra, perché ovviamente Watt è un giocatore che non si discute nell'equilibrio dell'Umana Reyer, però appunto l'avevamo visto poco presente, qui la situazione falli, Oldic con 3 e Widman con 3. Sbaglia Gazzotti, il primo tiro libero rimane a +6, la Vanoli, 2 possessi, può arrivare a 3 con la seconda esecuzione dalla linea della carità del giocatore numero 6 Gazzotti. Fa 0 su 2, poi Ricci che strappa il rimbalzo, c'è la freccia che premia Cremona e vediamo ancora una serie di lamentele sia da una parte che dall'altra. Sì, si lamenta perché nel cercare di prendere Anzi, la il freccia per pallone l'Umana Reyer. Gli ha preso anche la faccia, ma chiaramente sono arrivati insieme sulla palla. La decisione ha scontentato veramente tutti. Possiamo dirlo. Ricci chiedeva un fallo, l'Umana Reyer voleva il pallone e l'ha avuto soltanto con la freccia, che comunque ridà il possesso sul -6 agli Oro Granata. Giuri supera la metà campo, servito Austin Day. Il movimento di Tonut che è caldo, assolutamente va cavalcato in questo momento. La palla ancora per Day, comincia a difendere mani addosso Cremona, mettendo in difficoltà gli Oro Granata. Tonut, linea di fondo, il tiro in controtempo, Stefano Tonut e il taglietto si accende sempre più per questo momento del giocatore triestino. 43-47, -4 Umana Reyer. Ruzier, altro triestino, ma questa volta in maglia Vanoli, arriva Ricci, cambio difensivo, adesso Tonut marca Ricci, il tentativo di scarico di Ricci, l'appoggio al tabellone, canestro a coefficiente di difficoltà altissimo per Ricci. 43-49, ritorna a +6, 2 possessi pieni, il vantaggio della squadra di Sacchetti. Dopo il cambio c'è Crawford, ancora Tonut con il fallo di Gazzotti. Scatenato Stefano Tonut. Tonut è davvero l'arma nuova usata dall'Umana, perché nelle precedenti partite questo tipo di accelerazioni non riusciva a farle, quindi ha presi 2 di falli, deve tirare 4 liberi. Ma queste penetrazioni Cremona non riesce a gestire. Qui bravissimo Ricci, perché non era certo facile, però appunto riesce a penetrare bene nell'area e arrivare fino al canestro, mentre rientra Michael Bramos per Bruno Cerella. E dall'altra parte in campo nuovamente Crawford e Matiang per la Vanoli. Ancora Tonut, settimo punto, possiamo dire praticamente consecutivo per il numero 7 in maglia Oro Granata. Secondo libero, il 2 su 2 di Tonut, è il quarto di Stefano Tonut che riavvicina la rete. Siamo negli ultimi 2 minuti del terzo quarto. Michele Ruzier serve per Crawford, adesso marcato da Bramos. Il pallone sul perimetro, c'è anche Stojanovic in campo, va a terra Tonut, c'è il fallo in attacco di Matiang. Grandissime cose anche in questo caso di Stefano Tonut. Avevo osato dire che ancora non era rientrato perfettamente a livello fisico, mi ha decisamente smentito e ne sono stracontento, perché veramente sta tornando quel giocatore
che ha fatto tantissimo in questa stagione per l'Umana. E Tagliaccio si infiamma ancora una volta perché l'Umana Reyer ha un altro possesso e va ovviamente a cercare subito Stefano Tonuto, il blocco di Mitchell Watt, adesso è accoppiato con Mattiang che è arrivato a 3 falli sul fallo speso in precedenza su Stefano Tonuto che va a attaccarlo, penetra, scarica Austin Day, la tripla non va, la lotta all'imbalzo, Mattiang ovviamente anticipa, Tonut mantiene i 4 punti di vantaggio, la Vanoli con Crawford che ci prova da 3 punti, l'uscita di Day al limite, rischiato il fallo ma è arrivato l'errore di Crawford e dunque ancora ferma a quota 49 la Vanoli Cremona, pronto a rientrare Gazzotti per coach Sacchetti, Giuri per Bramos che finge il tiro, poi serve Austin Day di fronte a Crawford, la danza di Austin Day, lo scarico direttamente nelle mani di Ruzier che va alla transizione, serve per Mattiang, la gran difesa di Giuri che recupera il pallone con l'urlo da parte di Ricci e le proteste da parte di Mattiang. Mi sembra che comunque la cosa in questo caso sia stata vista in maniera corretta, sì. La palla è per l'Umana Reyer. Gli ha sporcato quel tanto il pallone per impedirgli di avere una ricezione perfetta e poi appunto il pallone è sfuggito. Non grandissimo basket da un punto di vista qualitativo, ma certamente tantissima energia da una parte all'altra. E l'energia che deve mettere l'Umana Reyer in questi secondi finali, siamo agli ultimi 38 del quarto, è rientrato Gazzotti al posto di Mattiang, ci prova con la tripla Giuri, sfortunato ma Bramos a rimbalzo offensivo, ecco l'energia che viene fuori nei momenti decisivi, Tonut batte Ruzier e schiaccia, grandissima giocata ed ecco qua Alberto Tonut, può essere sicuramente fiero di Marsilio. E vediamo l'ultimo possesso, attenzione, Ricci perso sull'arco, il possesso è per l'Umana Reyer che può pareggiare, 47-49, è arrivato a doppia cifra, Stefano Tonut ancora in possesso di palla, Watt per Bramos che va su il sottomano, sulla sirena, il canestro della parità, 10 minuti da giocare, Umana Reyer 49, Vanoli Cremona 49. Eccolo inquadrato l'assoluto protagonista di questo contro break, Stefano Tonut, davvero importante che sia entrato in questo modo. Qui abbiamo visto anche che ha l'energia per schiacciare, ma come dicevamo le sue penetrazioni sono diventate un rebus per Cremona, non è riuscita ad arginarle in nessun modo. È un plus valore Stefano Tonut per l'Umana Reyer, è mancato nella serie per Trento per i problemi fisici che ben sappiamo, si è visto in campo diciamo limitato nelle prime partite della serie, quelle giocate al Palaradi. Questa sera è tornato, anche se non da subito, ci è voluto un tempo, però eccolo qua. Che cosa vuol dire avere un giocatore che attacca al ferro come Stefano Tonut? Sì, attacca al ferro, poi ha quella bravissima gestione del tempo, riesce a stare in sospensione quell'attimo in più per poi, qui è andato via facile, ma per riuscire ad evitare la stoppata e appoggiare il tabellone. Importantissimo ovviamente da un punto di vista psicologico essere riusciti a ricucire in questo terzo quarto, aver di fatto riaperto la partita in una serata con cui ancora si tira davvero malissimo col tiro da 3, 4 su 19, 6 su 16 Cremona, non tanto meglio ma abbastanza, perché siamo al 21% dell'Umana
che ha poi il 48% da 2 contro il 42% di Cremona, per cui ovviamente queste penetrazioni hanno alzato le percentuali nel tiro da sotto. Allora, massimo vantaggio di Cremona sul più 10, 35-45 al 24-30. Fino a quel momento 2 punti per l'Umana Reyer. Nei restanti 5 minuti e 34, 4 punti per Cremona. 2 partite in 10 minuti. Sì, ma poi nei playoff si vive in questi strappi, perché ovviamente c'è anche l'aspetto psicologico che è molto importante e nessuno vuole mollare. Rientra in campo Diner in cabina di regia per Cremona, si riparte dalla parità con il parziale aperto dell'Umana Reyer, l'attacco della Vanoli, ci prova da 3 punti Stojanovic, non è un tiratore e si è visto di quanto abbia mancato sia pure il solo ferro. Il rimbalzo e Giuri continua a rimanere sul parquet per gli Oro Granata. Bramos, il pallone per Mitchell Watt, ecco ancora Marco Giuri coinvolto dall'azione, gioca a 2 con la schiacciata di Watt, di nuovo avanti Umana Reyer. Giuri sta giocando una partita, sembra quasi in ciabatte, però con una grandissima intelligenza. Sì, anche per lui, visto che poi magari anche De Nicolao questa sera non è sembrato così presente, e qui quasi palla persa da Cremona su un'altra iniziativa di Stefano Tonut, e diciamo sta giocando con ordine, sta dando ordine alla squadra. Qui poi abbiamo visto anche quel bel pick and roll con Watt, per cui giustamente De Raffaele lo tiene in campo. 8-0 aperto per l'Umana Reyer che è tornata in vantaggio. Attenzione a Crawford, perso dalla difesa, ma non da Mitchell Watt che lo cancella, e Stefano Tonut sbaglia, ma tenta pin da parte di Marco Giuri. Che momento, e time out per la panchina di Cremona, parziale di 10-0, tutto in piede italiano. Sì, è cambiata di nuovo la partita qui. Onestamente ho visto Crawford arrivare verso il canestro e mi sembrava difficile che si potesse fermare, e invece Watt ha fatto questa volta una stoppata chiarissima, ha preso il pallone, l'ha bloccato e ha ridato poi questo contropiede a Venezia. Ovviamente se riusciamo ad avere questo tipo di difesa e a muoverci poi in tradizione senza trovare la difesa schierata, l'Umana può fare davvero male. Dicevo, un parziale di 10-0 che proiettandolo su quei 4 punti segnati da Cremona diventa addirittura un 18-4. Ha cambiato anche l'intensità difensiva, anche se l'abbiamo sottolineato poco, perché la partita è stata comunque intensa difensivamente anche prima, però c'è stato un ulteriore salto in avanti. Era l'unico modo per cercare di ricucire, era proprio quello di aumentare l'aggressività in difesa, e questo poi ha portato a soluzioni di attacco spesso appunto in transizione, o comunque a una grinta maggiore poi nelle soluzioni di attacco, e vediamo anche Stefano Tonut arrivato in doppia cifra assieme a Austin Day, che si è fermato da un punto di vista realizzativo, ma comunque sta facendo il suo. Ritorna ovviamente al quintetto iniziale Cremona con un'altra stoppata di Mitchell Watt che cancella questa volta Matt Young, e dunque l'Umana Reyer rientra nel migliore dei modi dal time out di Cremona. C'è un fischio arbitrale, vediamo contro chi. Cremona, intanto il fallo, attenzione, quarto di Matt Young. Sì. Gli è sfuggito, gli ha fatto la finta di andare verso il centro del campo, e poi invece è andato al canestro, quell'attimo in più che Matt Young non è riuscito a contenere, e poi ha commesso il fallo. Vediamo se lui, eccolo qui, l'ha bloccato con il braccio. Se avevamo qualche dubbio sul fatto che Mitchell Watt fosse rientrato, l'avevamo visto nervoso quando è riuscito e fosse rimasto nervoso, direi che con queste 2 stoppate si è rimesso a posto la coscienza. Mitchell Watt dimostra di non essere solamente un attaccante. Intanto Day sbaglia non di poco la tripla, poi la veloce, possiamo definire, di Bramos, con palla che va nella panchina di Cremona, che torna dunque in possesso di palla, costretta a togliere Matiang. L'ora inquadrato coach Sacchetti, che si era affidato allo starting 5. Ora c'è Ricci in campo al posto di Matiang, ma Ricci è più che una riserva e trova subito la e poi a questo tiro dalla lunga davvero micidiale. In questo momento paghiamo questo 4 su 20 nel tiro da 3, 6 su 17
per Cremona ci conviene continuare ad attaccare il ferro se possibile. Cosa fa Giuri? Un po' alla fine esagera, ma poi serve l'assist per la schiacciata di un Mitchell Watt che non abbiamo mai visto così cattivo come questa sera. Torna più 3, ma attenzione a Ricci che sbaglia la tripla, il rimbalzo è di Day. Quanto importante è continuare a tenere l'inerzia dalla propria parte, perché manca 7,44, 3 punti sono nulla nell'economia della partita e questa è una gara 3 importantissima, lo hai già detto tu Andrea in altre fasi della nostra telecronaca. Watt fuori per Tonut che prova a battere Orridge, il tiro in controtempo, arriva l'errore ma era allo scadere dei 24 l'azione dell'Umana Reyer e c'è il fallo di Watt con Diner che stava per fare una cosa una magata. Sì, qui ha speso un fallo per bloccare la transizione, il problema è che è il terzo fallo di Watt, però esce tra gli applausi, standing ovation per Stefano Tonut, davvero grande protagonista, sostituito da Stone in questo momento. E dunque a parte Giuri al posto, c'è anche Day, Giuri e Day al posto di Ace e Mazzola, anche l'Umana Reyer inserisce un altro giocatore da starting five, ma quello che è uscito dalla panchina si chiama Stefano Tonut ed è stato colui che ha rimesso in piedi la partita. Saunders perso sull'arco, fortunata qui l'Umana Reyer con palla che entra ed esce, il rimbalzo è di Mitchell Watt e Giuri ancora una volta a gettare acqua sull'entusiasmo, nel senso che va bene essere entusiasti ma è anche giusto ragionare quando si è più 3 a meno di 7 minuti dalla fine e la difesa soprattutto è già schierata come Vanoli del Cremona sa fare, sapendo correre, la partenza incrociata, solito movimento, stesso piede stessa mano da una parte o dall'altra, è giusto, vediamo ancora. Però qui a rivederlo al replay non è poi così, no Andrea? Sì, anche lì non è facile perché è una frazione di secondo, poi Bramo spesso quando sente il giocatore attaccato cerca anche il contatto. Pronto a rientrare Marquez Ace per l'Umana Reyer, Stone cancella ancora Crawford e vuota la terza stoppata, questa volta su Diner, il contropiede con Day che segna. Che cosa sta facendo Mitchell Watt? Sì, lui è stato un ottimo giocatore, quest'oggi ha quella cattiveria in più, agonistica ovviamente, che gli ha permesso, qui il fallo di Bramos ovviamente che l'ha perso Stojanovic al primo passo, ha quella cattiveria in più di andare fino alla fine e sono arrivate 3 stoppate davvero stellari. Ace prende il posto di Giuri e merita tutti gli applausi. Marco Giuri. Esce Day. Qui. Strano cambio questo, ma speriamo che paghi per l'Umana Reyer che abbassa decisamente il quintetto contro una Vanoli che effettivamente non ha centro e con un Ricci centro anomalo spesso fuori dall'arco, forse non è neanche la mossa sbagliata, anzi sicuramente se l'ha presa coach Walter De Raffaele, è una mossa più che intelligente. Il tentativo, no, c'è l'infrazione di 24 secondi. Ecco, allora diamo subito ragione al coach Walter De Raffaele. Sì, anche perché anche proprio Giuri è stato protagonista in questa difesa su Ricci, che appunto ha un gran tiro dalla lunga, però sotto ha patito poi il raddoppio anche in questo caso, era riuscita a darla fuori, ma nettamente si è visto che era suonata la sirena di 24 prima del tiro di Saunders e per fortuna occorre dirlo. 5-7-5-2 costretto al secondo timeout coach Sacchetti e io continuo ad andare a rivedere quel 3-5-4-5 perché da lì è cambiato qualcosa con Stefano Tonut, ma adesso l'Umana Reyer sta tirando fuori tanti protagonisti e questa, lo abbiamo detto chissà quante volte Andrea, non ho tenuto il conto, ma è la vera forza di questa squadra. Sì, l'avevamo detto, è una squadra molto profonda con qualche problema ultimamente, però recuperando giocatori come Tonut, come Giuri, c'è Biliga che ancora non è entrato in campo e gioca nella nazionale di Sacchetti, forse perché Sacchetti lo conosce bene, non lo schiera. No, in realtà ultimamente è un po' uscito anche per l'infortunio e soprattutto quando è entrato Widmar, quello è il cambio Watt per Widmar, però appunto ci sono tanti giocatori e anche con un Haynes sicuramente non ai suoi livelli,
sia De Nicolao e in questo caso anche Giuri hanno fatto vedere il loro, e un Watt che davvero è tornato a giocare con quella grande determinazione, e soprattutto se non c'è Mattiang dall'altra parte è difficile da contenere. Dunque più 5, palla in mano per l'Umana Reyer, ci avviciniamo alla metà di questa gara 3. Marquez Hayes, l'anticipo di Crawford su Stone, il lancio per Orridge, bravissimo a recuperare il pallone qui, il giocatore di Cremona, i tetti atipici in campo in questo momento. Travis Diner con Ricci a far sportellate con Julian Stone, il movimento di Ricci che tiene il piede perno, cambia mano, subisce il terzo fallo di Julian Stone. Che giocatore è Ricci? È cresciuto veramente in maniera esponenziale con coach Sacchetti, che l'ha portato anche in nazionale, ma questo obiettivamente, se pensiamo che fino a pochi anni fa giocava nelle serie minori. Sì, no, qui ha fatto un ottimo movimento, aveva tentato in tutti i modi Stone di bloccarlo, poi alla fine l'ha fatto con un fallo, e ricordiamo Stone comunque, pur essendo ufficialmente un play, è un giocatore che sia difensivamente che atleticamente può ottenere un lungo. Dicevo, quintetti atipici, Ricci segna dalla lunetta, vediamo adesso anche il pubblico che ha seguito Cremona in questa trasferta. Ricci è già arrivato a 11 punti personali, il secondo libero per il numero 8 della Vanoli, che fa 2 su 2 e dunque riporta ad un solo possesso di ritardo Cremona. 5-7-5-4 è ancora lunghissima, 5 minuti e mezzo. Michael Bramos marcato da Orridge, scusate, Watt per Marco Giuri, che rimane dunque sul parquet, si prende la tripla Giuri, è un errore e una scelta forse anche opinabile, perché non c'era nessuno a rimbalzo. Sul tubo del cambio c'è Austin Day, vedremo di chi prenderà il posto, forse dello stesso Giuri, per rimettere un quintetto più normale, e sbaglia Diner, arriva Stone, toglie il pallone dal ferro. Adesso il cambio, vediamo al quarto che entra Austin Day. È finito il tempo degli esperimenti. Sì, tra l'altro dicevamo prima dell'errore di Travis Diner, e anche questi sottomano che gli sbagli sono davvero una assoluta novità. Crawford va a attaccare Stone, che giocata da parte di Crawford per riaprire, se fosse mai stata chiusa la partita, sul -1 Cremona. Julian Stone per Austin Day, consegnato per il capitano Marquez Hayes, che gioca 2 con Day, vede un varco, il numero 9, cambio di velocità da parte di Austin Day. Non è una sorpresa vederlo fare a lui, prova ad accelerare Cremona. Saunders è velocissimo questo canestro, sono passati appena 7 secondi dal canestro di Day, che aveva dato il +3, adesso di nuovo +1. Cremona, se può correre, si trova decisamente nel suo gioco, bisogna riuscire anche a contenere quel tipo di velocità di Cremona. Attenzione, l'ottima circolazione dell'Umana Reyer con Day che va su, sbaglia, poi si allontana ma recupera il rimbalzo e arriva il fallo di Ricci, terzo fallo di Ricci. Azione strana qui, ma credo che in questo momento in campo sia difficile. Scusate, quarto fallo di Ricci, non fallo di Ricci, arriva infatti, eccolo qua da dietro. Sì. Ma diciamo da apprezzare anche l'intelligenza di Day, che ha capito che da 3 c'è poco spazio e quindi sta cercando con continuità il ferro. L'abbiamo visto prima nella bella penetrazione, e come aveva fatto anche Tonut, è questa l'arma che in questo momento sta aiutando Venezia. Interessante Stone che parla con De Raffaele mentre Austin Day tira dalla lunetta, per capire quanto bolgia sia adesso al tagliercio. Basta vedere questo bambino, bellissima questa inquadratura giunta dalla regia. Segna il 15° punto personale Austin Day, secondo tiro libero per il numero 9 dell'Umana Reyer, per ridare un possesso pieno di vantaggio agli Oro Granata. 4-0-9 dal termine della partita, 2-2 per Day, 6-1, 5-8 possesso adesso però per Cremona, e il tagliercio si accende ancora di più, e quindi il bambino userà doppie mani se possibile per tapparsi le orecchie. Ma questo è il clima playoff, l'attacco di Saunders per Orridge, Ricci va a attaccare su Julian Stone che lo contiene, il tiro di Ricci, la palla non va, la palla viene toccata da Watt, toccata da Bramos, recuperata da Stone,
più 3, palla in mano per l'Umana Reyer, chiede palla a Day che serve per Ace, vede un varco, va a attaccare Orridge che ha 4 falli, poi scarica fuori per Bramos, fa saltare Crawford, penetra, scarica Day, Bramos, la tripla di Bramos e qui c'è sfortuna nel tentativo, ma C'era questa fallo sera di Watt. cosa Andrea? Qui c'era fallo di Watt in attacco. Forse sì, comunque non è la sera delle triple, qui Day che riesce a fermare Crawford scuotendo la testa perché fallo non c'è, adesso rientra Matiang, obbligato coach Sacchetti. Sì, Matianga da un'altra fisicità qui, secondo me aveva preso il pallone nettissimo. Ricci non Austin vorrebbe Day. uscire. E esce Ricci, l'ha beffato una volta Stone, ma la seconda poi non l'ha più lasciato passare. E attenzione ancora il richiamo al pubblico, ci sono anche fischietti, questa volta obiettivamente facciamo Cambia fatica poco. a sentirli. Però abbiamo visto un'azione in cui il giocatore Tra dell'Umana si parentesi era penalizzata è fermato. stata anche l'Umana Reyer, Sì. con Mazzola che ha rallentato, ma è probabilmente dall'altra parte del campo, quindi fin qui non arrivano con il fortino del Taglierzo che è letteralmente infiammato, più 3, 3-15 al termine di gara 3, la tripla di Orridge, l'errore, la palla sinergica sulla struttura, la rimessa per l'Umana Reyer e Day che chiama il pubblico del Taglierzo, bellissimo il gesto di Day, bellissima la risposta dei tifosi dell'Umana Reyer. Sold out questa gara 4 e il pubblico del Taglierzo scuote la formazione sul più 3. Possesso nelle mani del capitano Marchezzei, siamo entrati negli ultimi 3 minuti, il scarico per Stone, lato debole Day parte, batte Orridge, si prende il tiro dalla media, l'errore va Bramos a lottare a rimbalzo, la palla non entra, è nelle mani di Travis Steiner per tenere aperta la partita. Crawford, palla sotto per Matiang, la va a cacciare Julian Stone con il quarto fallo e il bonus per l'Umana Reyer. Eh sì, Matiang non è Ricci, ha cercato di rubargli palla, ma ha commesso fallo Julian Stone, ma probabilmente se lo gli lasciava quel minimo di spazio sarebbe stato un canestro più che facile dal giocatore di Cremona. 2:41 da giocare, più 3 Umana Reyer, punteggio che da un po' fermo sul 61-58, la palla raggiunge le mani di Travis Steiner, alza l'intensità difensiva anche il capitano Marchezzei, poi prova a sfruttare il blocco di Matiang, Steiner lo serve, la finta di Matiang, l'appoggio al tabellone, è rientrato Matiang e si sente per Cremona 6-1, 6-0, torna a -1 la Vanoli, Umana Reyer dal campo non segna da oltre 2 minuti, sono arrivati poi i liberi di Austin Day, ma bisogna riprendere confidenza in attacco perché qui si decide gara 3 e chi vincerà, lo ricordiamo ancora, avrà il primo match ball nella serie per arrivare in finale contro Sassari. Bramos ci prova da 3 punti, allo scadere 24 l'errore, non c'è il tiro da 3 punti questa sera per l'Umana Reyer, deve riprendere ad attaccare il pitturato, Day a difendere su Matiang, nemmeno un fallo per ora per il numero 9 dell'Umana Reyer che ruba palla, il recupero di Day su Matiang. Che cosa ha fatto Andrea? Sì, è un giocatore anche lui un po' da campetto, nel senso che quelle astuzie che sono proprio tipiche di un certo tipo di giocatori. 100 secondi più 1, palla in mano per l'Umana Reyer, Ace accoppiato a Matiang, attacca il pitturato, va su e c'è un contatto al limite, sbaglia e c'è la possibilità della Vanoli di passare in vantaggio con la tripla che non va, la lotta a rimbalzo. Watt e Matiang si limitano a contenersi, arriva Ace e recupera il pallone, che tensione, punteggio basso, è un punteggio da serie tra Reyer e Trento, non tra Reyer e Cremona, ma questa è la semifinale, il contatto tra Orridge e Day che viene servito a ultimi 4 secondi per l'azione di tiro dell'Umana Reyer. Austin Day segna, subisce il fallo, può essere la giocata della partita, il canestro di Austin Day, pesantissimo a 0-9 dallo scadere dei 24. Sì, è stata una giocata da vivere con respiro trattenuto. Qui il fallo c'è di oggi, dovrebbe Il essere quinto il quinto, fallo, sì. esatto. Austin Day, acclamato qui dal pubblico, ha saputo trovare questa dimensione che non era un po' la sua, di solito magari tirava in allontanamento o dalla lunga, ma ha capito che qui bisognava cercare la via del ferro. Mi aspetterei che rientrasse anche Tonuto onestamente,
se fisicamente ce la fa, a perché spostare gli equilibri in questo momento non è il caso, è il caso di finire nell'ultimo minuto ed è il caso di segnare soprattutto il tiro libero per Austin Day, invece no, e quindi resta uno il possesso di vantaggio sia pur pieno per Lumana Reyer, che continua a difendere. Attenzione, lo scarico per Crawford da 3 punti, non va al rimbalzo offensivo di Matiang, palla fuori per Travis Steele, linea di fondo, scarico, Saunders da 3 punti e segna invece Saunders, e c'è il time out per Lumana Reyer. credo che De Raffaele chiede il tiro da 2 punti, Chiede che l'instant replay per sì. controllare, ed è Vediamo. giusto così, rivediamo. Saunders, no, credo che sia da 3. Anche a me sembra un po' fortunoso perché ha ballato sul ferro, però no, rivedendolo a replay è un tiro da 3, quindi pareggio per le due squadre. Peccato non siamo riusciti a gestire bene quel pallone in attacco, e qui è stata brava e anche un po' fortunata Cremona a avere i rimbalzi in attacco, quindi avere una seconda chance, e quindi tutto da rifare quando mancano 39 secondi e 7. Nell'altra serie, quella di Sassari Milano, 2 volte si è andata a supplementare e con finali molto meno lineari di questo. Questo per ora è abbastanza lineare, ma l'incubo possiamo dirlo, perché sono stanchi i giocatori, c'è un caldo tremendo. Non sono inquadrate adesso le tribune, ma i Reyer News che vengono distribuiti dalla società ormai sono Diventano dei ventaggi. Ecco, adesso si può vedere chiaramente come faccia caldo oggi al Taliercio. Anche gli arbitri, vedete, si asciugano il sudore, perché il Taliercio lo sappiamo, quando poi fa caldo si sente. Poi tra l'altro l'Umana, c'è da dirlo, arriva da una serie di 5 partite, per cui ha giocato una partita in più, e tra l'altro, come si soleva dire, di solito una partita con Trento ne vale 2, per l'intensità e il grande lavoro fisico, quindi sicuramente anche questo è un fattore. Diciamo che Sassari ha giocato 6 partite, ma le ultime 2 con Milano, se non valgono doppio, quasi. Cremona comunque ha giocato una partita in meno nella sua serie con Trieste, e oggettivamente, a quello che ci hanno riferito, perché noi non le abbiamo viste essendo giocate in contemporanea con le partite dell'Umana Reyer, sono state partite sì intense, ma non con quella fisicità che si è vista tra l'Umana Reyer e Trento. Non stiamo cercando nessuna giustificazione, perché qui si deve soltanto parlare di pallacanestro per almeno 35 secondi, poi vedremo cosa succederà, se ci sarà una vittoria, un overtime o una sconfitta. E intanto il fallo di Ricci ai danni di Mitchell Watt, 27 secondi e 6. Qui Esaurito il bonus, avevano un fallo da spendere e l'ha speso qui Cremona. e 14 secondi, dunque non può arrivare fino alla fine l'Umana Reyer. Vedremo come deciderà di impostare l'attacco. Sicuramente il coach Walter De Raffaele ha disegnato schemi precisi sulla sua lavagnetta, non ci sono stati cambi ovviamente in occasione dell'ultimo time out richiesto dall'Umana Reyer, che ha scelto di rimettere dal fondo, quindi avendo 24 secondi a disposizione. Questa è una delle scelte che si può effettuare con il regolamento nuovo da quest'anno. Adesso però di secondi ne ha 14 dopo il fallo di Ricci. Bramos per Marquez Hayes, marcato da Matiang, che di falli ne ha 4, si prende la tripla Marquez Hayes, la sbaglia non di poco, ma c'è il rimbalzo offensivo di Mitchell Watt, che segna a 14 secondi dalla fine. Adesso il time out è per Cremona, e anche qui che cosa farà Cremona non si sa, intanto chiama time out. Sì, qui una mattonata di Hayes, e qui no, stavo guardando che poteva esserci anche il fallo su Watt, per cui un and one, 2+1, ma l'importante è che abbia messo questo canestro, anche se poi Crawford ha cercato di toglierlo, era ormai entrato. Allora, normalmente per esempio Venezia difende e non fa mai fallo tattico. io stavo pensando anche a Cremona, tiro da 3 o tiro da 2? Dipende da come sai, rimetti il pallone in campo. se la palla arriva a Crawford può anche provare il tiro da 3, perché è un giocatore che può, lo abbiamo detto, all'MVP della stagione e quindi della regular season, per cui può fare questo tipo di scelte. Dipenderà come difenderà l'Umana, 5 stoppate, davvero una forza della natura in difesa quest'oggi.
Però dicevi giustamente anche l'ipotesi difensiva, credo che fare fallo non abbia senso in questo No, momento. beh, sicuramente no. O danno palla a Crawford o danno palla a Matiang sotto. Adesso per voglio vedere cercare il il quintetto fallo. difensivo dell'Umana Reyer. Cremona si propone con Ricci e Matiang sotto, Crawford, Saunders e Diner esterni. Per l'Umana Reyer c'è Entra Cerella, che è entra uno che di ovviamente Cerella difese al posto ne di sa. Ace, che va a Per cui difendere ci sono 3 difensori come Stone, Cerella e Bramos che non sono sui sicuramente tiratori pochi. principali di Cremona. La rimessa di Cremona, ultimo possesso di gara 3, l'attacco di Saunders che prova a sfruttare il blocco di Matiang, il cambio difensivo, Watt su Saunders, la difesa di Bramos su Crawford che va su, apposta il tabellone, segna 1,3 secondi. Crawford ha trovato la soluzione che forse non ci si aspettava. Sì, è uscito molto bene Watt sul piccolo, però poi si è aperto un gran varco che Crawford, una volta che ha battuto Bramos sul primo passo, ha depositato senza grossi problemi. A quel punto devi sperare nell'errore, perché se commetti il fallo, Allora rischi di avere un 2+1. esatto. 1,3, 1 secondo 3 decimi. Ancora qui ovviamente sei in parità, mal che vada vai ai supplementari, mettiamola così, Sì. però anche qui la 1 e scelta 3 c'è il modo per arrivare al tiro, poi che sia un tiro facile è tutto da vedere, però sicuramente hai il tempo per riuscire a fare la rimessa e arrivare al tiro e poi si vedrà. ha accettato i cambi difensivi l'Umana Reyer, forse doveva stare Stone su Crawford negli schemi disegnati da coach Walter De Raffaele, però giustamente secondo me ha accettato quel cambio difensivo, è stato bravo Watt a difendere anche su un esterno, poi è nato quello che è nato, bravo Crawford che è andato a concludere con la mano destra, ha preferito un sottomano sicuro, rientra in campo quintetto offensivo e dunque in campo Marquez Haynes per l'Umana Reyer al posto di Cerella, per il resto resta il quintetto che ha fatto difesa in precedenza, mentre entra col numero 24 Stojanovic e dunque quintetto difensivo anche per Cremona con l'uscita dal campo di Diner. Strano questo cambio, comunque evidentemente Stojanovic è un buon difensore. La rimessa di Stone, la palla nelle mani di Matiang e poi il lancio di Crawford. È overtime, gestita malissimo la rimessa dall'Umana Reyer, ma non importa, anche in questa semifinale si va al supplementare. Dopo 40 minuti Umana Reyer e Vanoli Cremona 65 pari. Allora Andrea, uno schema chiaramente disegnato, non è andato a segno e si va al supplementare. Sì, probabilmente si sperava che loro difendessero molto sugli esterni, perché normalmente è quel tipo di soluzione quella che si cerca. Si è cercato così di fare una cosa un po' differente, di servire palla a Watt, però non gli è arrivato un pallone buono e quindi assoluta parità. Buon che non abbia fatto Watt su fallo su Matiang, perché Esatto. si rischiava anche. È assoluta parità 16-16 anche nel quarto, per cui in 10 minuti le due squadre non sono riuscite a discostarsi da questa parità. Il problema restano le triple, 4 su 24, il 17% di una squadra che ha ottimi tiratori contro l'8 su 24, il 33% di Cremona. Questo sta facendo un po' la differenza, visto che poi da un punto di vista di tiri a due siamo sicuramente meglio messi, 22 su 43 contro il 17 su 40 e tutto sommato sui tiri liberi 9 su 12 è messa peggio Cremona, che è 7 su 12. È messa peggio anche forse sui falli, perché Origi è fuori, Matiang ne ha 4, Ricci ne ha 3. Diciamo che in un overtime i lunghi servono relativamente, perché oggettivamente c'è un tipo di gioco nei minuti conclusivi in cui avere un centro puro è meno importante. Però ricordiamo una partita di Champions League in cui l'Umana Reyer ha schierato un Widmar nel supplementare che ha praticamente fatto uscire 4 giocatori per limiti di falli attaccando palla sotto. Cioè bisogna essere bravi anche a servire buone palle sotto. E non cambia comunque, De Raffaele tiene lo stesso quintetto che ha chiuso i tempi regolamentari.
dunque rimane in panchina Stefano Tonut in campo. Pietra Diner invece per Cremona. Come è logico che Era sia, ovvio. quintetto difensivo come con Cerella per l'Umana Reyer, che avrà la rimessa in gioco, il primo possesso del primo supplementare di questa gara 3 emozionantissima ancora una volta tra l'Umana Reyer e Cremona. È stato equilibrio al Palaradi, continua l'equilibrio anche al Tagliaccio. Stone a costruire il gioco marcato da Travis Diner, il palleggio di Stone, l'unico con 4 falli per l'Umana Reyer, prova a gioco a 2 con Mitchell Watt che incrocia, il gancio non va a segno, il rimbalzo è per Cremona e Diner supera la metà campo, serve per Saunders. Coltellate tra Matiang e Watt. Matiang perde la maniglia, bravissimo Mitchell Watt in difesa a non prendere fallo, ancora Day a chiamare il pubblico del Tagliercio. Diciamo che 4 falli di Matiang e 3 di Watt, si sente un minimo di peso, però qui Però non credo che non stanno risparmiando non ci stanno comunque pensando, colpi, ecco, no. sicuramente. L'attacco dell'Umana Reyer, Day per Bramos, ancora Austin Day, spalle a canestro marcato da Crawford, apre il palleggio, Day che si avvicina al ferro, si prende il suo tiro, lo sbaglia, l'errore, il rimbalzo di Matiang con Diner che supera la metà campo, va a attaccare su Austin Day e c'è il fallo di Austin Day, non arriva il sonoro qui al Tagliaccio, il primo fallo di Austin Day, però le squadre sono al bonus perché vale quello dei tempi regolamentari, dunque due tiri liberi Qui non per è riuscito Diner. proprio a tenerlo, è un giocatore troppo più veloce. E Diner non è propriamente un brutto tiratore di liberi, diciamo così. No, purtroppo no, ma non so, l'abbiamo chiamata, confessiamolo. Sai perché l'ho detto, no? Sì. Guarda l'espressione, meglio non lo vedi perché si è girato dall'altra parte, quella di Sacchetti che adesso manda una caramella per smaltire l'amarezza del primo errore di Diner, il secondo però assegno e il primo vantaggio nel supplementare è per la Vanoli Cremona 6-6-6-5, primo punto della partita di Diner che ha sbagliato tanto, ma vedremo cosa saprà fare in questo overtime che comincia bene per Cremona ma continua meglio per l'Umana Reyer con la schiacciata di Mitchell Watt, ottimo pick and roll qui con Marquez Hayes, 6-7-6-6 per l'Umana Reyer, Diner seguito da Marquez Hayes, il pallone per Ricci, Crawford ha di fronte la sua bestia nera, Stone con 4 falli però, Crawford sbaglia e poi va a terra Watt e quinto fallo di Matiang. Wow. No, perché poi... non ho visto la segnalazione dell'arbitro, ho visto la faccia di Sì, Matiang. sì. No, anche perché essendo caduto a terra Watt e avendo fermato il gioco qualcosa doveva essere successo, effettivamente ovviamente tutti stavamo guardando la palla e quindi... Gran difesa di Stone. Sì, l'ha proprio travolto e questo può essere, sì esatto, grande difesa di Stone su Crawford e questo può essere un fischio molto importante, come dicevi tu, magari i centri contano forse un po' meno, però abbiamo visto Watt andare in pick and roll a schiacciare, forse non così poco. Si asciuga il parquet, chiedono il pallone agli arbitri per i 2 tiri liberi perché ovviamente col bonus speso c'è la possibilità di andare in lunetta per Mitchell Watt che non è un ottimo tiratore di liberi, lo ricordiamo. Sì, stavo andando a guardare com'è in partita. 1 su 2. Però facesse 1 su 2 sarebbe soltanto più 2 per l'Umana Reyer e non so, io sto cercando tutta la scaramanzia possibile ma non serve soltanto la mano morbida e Watt sbaglia il primo e vediamo i tifosi scuotere la testa ma a scuotere anche Mitchell Watt con l'incitamento perché è altrettanto importante segnare almeno il secondo tiro libero. E invece fa 0 su 2 ma c'è rimbalzo offensivo avere da Bramos parte in squadra di Michael Bramos. Ricordiamo una partita a Milano. Sì. Ma vediamo intanto l'attacco dell'Umana Reyer con Marquez Hayes, servito a Mitchell Watt, fronteggiato da Ricci, il gancio di Watt e c'è l'infrazione di 24 secondi. Sì, Non ha toccato il ferro il pallone. sì, l'urlo del Tagliaccio perché era arrivato il rimbalzo di Stone, ma è giusta l'interpretazione arbitrale, il tiro non prende nulla e dunque canestro annullato, rimane a +1 l'Umana Reyer, rimane il possesso di palla. È per Cremona, sì, peccato Andrea. Il possesso nelle mani di Diner,
marcato da Haynes, la palla arriva in angolo a Saunders, poi è ancora Diner che resta di fronte a Stone, accetta tutti i cambi difensivi Lumana Reyer, la palla da Stojanovic a Crawford che è marcato da Haynes, il movimento di Crawford che non appena si toglie dalle spalle la scimmia di Stone trova il canestro che ridà il vantaggio a Cremona, 6-7, 6-8. La palla da Day Tonuto sul cambio. Sono sul tubo del cambio, grazie Andrea. Bramos parte, alza la parabola, mano morbidissima. Bramos sta venendo fuori in questo supplementare, è a 8 punti, soprattutto un punto di vantaggio per Lumana Reyer. Diner, Saunders, cercato Ricci, marcato da Stone che ha 4 falli, contiene Stone l'avversario, la palla fuori per Saunders, la tripla segno per Cremona che allunga a +2, 6-9, 7-1, 2-11 da giocare. Day consegnato per Haynes, il gioco non si interrompe, resta sul cubo del cambio Tonut, Haynes si chiude il palleggio, si riparte da Stone, 8 secondi da giocare nell'azione. Attenzione Stone, marcato da Saunders, step back e tiro da 3 punti sul ferro, tocca Watt, la palla è per Cremona, momento difficilissimo nella partita dell'Umana Reyer con Travis Diner a costruire il gioco dietro la schiena per Ricci, contenuto da Stone. Stojanovic prova ad attaccare Bramos, gran giocata di Stojanovic che viene fuori nel momento decisivo perché Cremona ha 2 possessi di vantaggio. Sì, qui ha proprio beffato Bramos col movimento di gambe, l'ha proprio lasciato sul posto, grande giocata. La giocata che potrebbe valere la partita, bisogna dire. E potrebbe ridare a Cremona quel fattore campo che spererà la squadra di Sacchetti di non dover sfruttare vendendo a vincere qui al Tagliercio tra 48 ore anche in gara 4, però 4 punti, 1 minuto e 34, il basket ci insegna che sono veramente tanti. Ne abbiamo viste veramente in questo Palasport di tutto e di più in una manciata di secondi, per cui adesso bisogna rimettersi sotto, cercare di riportarsi a un possesso e poi c'è ancora parecchio tempo da giocare. E c'è un po' di scoramento, mi sembra di sentire, tra il pubblico dell'Umana Reyer, anche perché gli ultimi attacchi non sono stati decisamente i migliori. Rientra Tonut come doveva avvenire già molto prima, anche se il gioco non è stato interrotto. Esce Julian Stone, scelta anche questa strana, nel senso che io mi sarei aspettato un'uscita di Marquez Haynes. Anch'io onestamente, che onestamente non sta dando moltissimo, anzi veramente poco, e togliere comunque un difensore come Stone che magari in attacco non fa molto ma che in difesa è preziosissimo. Difesa schierata per la Vanoli, 4 punti da recuperare per l'Umana Reyer con Marquez Hayes a costruire il gioco, marcato da Saunders, arriva Tonut, si fa consegnare il pallone, ha di fronte l'altro numero 7 Diner che guarda più che altro il piazzamento dei compagni più che l'avversario, parte Bramos ancora da Tonut, gran difesa per Cremona, Tonut adesso ha di fronte Stojanovic, lo batte e va su, la stoppata fallosa di Ricci ed è il quarto fallo, Tonut ancora una volta all'accelerazione, alla penetrazione, non c'è canestro ma c'è un grande fallo subito. Sì, quando riesce a prendere quel tipo di velocità è difficile per tutti, qui nettissimo il fallo di Ricci. Ed ecco il cambio che ci aspettavamo. E sicuramente è il giocatore di Venezia che riesce a fare questo con continuità e con grande maestria. E segna il tiro libero Tonut. -3, Umana Reyer, un altro libero, 1-16 da giocare, la difesa successiva, intanto Alberto Tonut che si guarda in giro prima dei tiri liberi di suo figlio Stefano, comunque tornato assolutamente sui suoi livelli in questo momento topico della stagione dell'Umana Reyer. Secondo libero di Tonut e 1-2 con la palla che però è per l'Umana Reyer, va a lottare con Crawford, ancora Stefano Tonut, importantissimo. Sì, grande protagonista qui, ha messo pressione su Crawford, ha visto che probabilmente era corto e subito corso, ha costretto alla palla persa il giocatore di Cremona. 3 punti da recuperare per l'Umana Reyer, 1-15 da giocare sul tabellone. Nel primo overtime si asciugano i giocatori perché, lo ripetiamo, il caldo continua a essere... Attenzione, c'è un fallo? No,
a 14 secondi, ecco la segnalazione, perché ho detto Widmar non è in campo. La rimessa è per Austin Day, serve le mani di Mitchell Watt, 1,14 da giocare, si fa consegnare ancora palla Stefano Tonut, 1,10, l'accelerazione di Tonut che va dentro, appoggia il tabellone, l'errore di Tonut, il rimbalzo di Ricci Stojanovic, altro possesso fondamentale per Cremona che ha 3 punti di vantaggio, alla palla in mano, siamo nell'ultimo minuto del supplementare, palla per Ricci, poi Stojanovic che va sotto da Ricci, marcato da Tonut, c'è un mismatch favorevole per Cremona, Ricci incrocia, appoggia il tabellone, l'errore, rimbalzo offensivo di Saunders che anticipa Bramos e ancora il possesso per Diner che ci prova da 3 punti, sbaglia la tripla e Crawford recupera il rimbalzo offensivo, ma la palla persa. Mamma mia che tensione qui, brava Cremona per 2 volte a recuperare il mezzo attacco, qui Diner che non aveva fatto molto come dicevamo, poteva essere uno dei suoi colpi da matador, invece e poi è arrivata questa palla persa, quindi 26 secondi mancano e servono tutti un i tiratori in campo perché c'è Haynes al posto di Watt, proprio Marquez Haynes marcato da Ricci, step back e tiro da 3 punti del capitano, non va la tripla, il rimbalzo di Saunders va a spendere il fallo Austin Day, attenzione perché è molto vicina a espugnare il tagliercio la Vanoli. 4 su 25 da 3 è una media davvero troppo bassa per in una partita del genere cercare di portarla a casa. Purtroppo sono mancate davvero tanto le bombe, in questo caso anche ci stava. 8 su 24 il 33% per quanto riguarda Cremona e Saunders non sbaglia dalla lunetta e quindi dando 2 possessi di vantaggio a 12 secondi si fa dalla fine davvero della in salita partita. adesso. Si fa davvero in salita, sì, la serie dell'Umana Reyer, 2 su 2 di Saunders, 7-0, 7-5, prova a correre l'Umana Reyer, ci vuole una tripla rapida e poi è un miracolo, Day sbaglia la tripla, recupera Bramos, ci riprova da 3 punti, sbaglia ancora e l'ultimo tiro di Michael Bramos va a segno da 3 punti, ma è solo per la beffa perché la Vanoli Cremona espugna il tagliercio, va avanti 2-1 nella serie, si giocherà il primo match ball tra 48 ore, il finale dice Umana Reyer 73, Vanoli Cremona 75. Da Alberto Minazzi E Andrea Manzo è tutto, ci sentiremo per gara 4 di semifinale qui dal Palasport Tagliercio.